Buongiorno e bentrovati con Sveglia Trieste, mercoledì 22 maggio, sono le 7, staremo in compagnia fino alle 10 con due ospiti. Il primo sarà il sindaco di Duino Orisina, Igor Gabrovec, che sarà con noi fra le 8 e le 9. Dalle 9 alle 10 torna a trovarci il dottor Dino Cafagna, esperto di storia e cultura triestina. L'appuntamento col dottor Cafagna lo abbiamo spostato al mercoledì, storicamente era il venerdì, e avrà luogo una volta ogni 2 settimane, quindi questa settimana, oggi, mercoledì, tra le 9 e le 10 in sua compagnia, e poi con lui ci rivedremo tra 2 mercoledì. Andiamo a leggere la pagina meteo. Un'area depressionaria presente sull'Europa occidentale fa fluire verso il nord Italia correnti più fresche e umide che porteranno nei prossimi giorni a fasi di instabilità sulla regione. Nella notte residui rovesci, in seguito cielo nuvoloso sulla zona montana e variabile in pianura, con rovesci sparsi intermittenti. Rovesci anche temporaleschi più probabili nel pomeriggio verso la fascia prealpina. Sulla costa maggiori schiarite con cielo poco nuvoloso, ma non si esclude qualche breve rovescio. Le temperature minime tra 15 e 17 gradi, le massime 19 e 21 gradi centigradi. Sguardo a domani, cielo in genere variabile, con maggior nuvolosità sulla zona montana e ampie schiarite sulla costa. Possibili brevi rovesci e temporali più probabili nel pomeriggio e verso la zona prealpina. Che per domani temperature tra i 13 e i 15 gradi, le massime fra i 19 e i 21 gradi centigradi. Sguardo al piccolo con la prima pagina. D'Agostino, Trieste, il mio ultimo porto, qui stimoli che non avrei da nessun'altra parte, compresa Genova. Il congedo del presidente dell'Authority, creato un modello, il modello Trieste, ne ha parlato ieri nel corso di una conferenza proprio di saluto, di addio al suo ruolo da presidente dell'autorità portuale, che tra non molto poi rivedremo almeno in alcuni passaggi. Andiamo avanti però con la pagina principale del piccolo. Il Nobel Parisi, la scienza e quei gradini senza fine, ha parlato ieri all'università in un dialogo con il rettore di Lenarda. Bonus psicologo per le scuole, fondi stanziati fino al 2026 sotto il capitolo dell'assessorato alla famiglia e alla famiglia che fa capo all'assessore Alessia Rosolene. Scoppia il caso redditometro, tensioni in maggioranza. Su questo vedremo anche la prima pagina del Corriere della Sera come titola su questo redditometro. Tornano i controlli del fisco. La norma era attesa da 6 anni ed è stata preventivamente condivisa con le associazioni dei consumatori, l'Istat e il Garante per la Privacy, ma la nuova edizione del redditometro, pur con paletti ben precisi a garanzia dei contribuenti, che porta la firma di Maurizio Leo, crea scompiglio nella maggioranza, tanto che il vice ministro di Fratelli d'Italia andrà venerdì a spiegare in Consiglio dei Ministri la ratio di un adempimento di cui non erano stati messi al corrente gli alleati, ma vedremo i maggiori dettagli anche all'interno della pagina del piccolo. Generali, balzo dei premi, per ora stop allo shopping, nell'articolo di Fiumano, pagina 14. La fotonotizia, Luminance, il maxi yacht del miliardario ucraino. L'unità di 138 metri di lunghezza si trova in questi giorni nel Golfo di Trieste, che ormai è abituato a ospitare mega yacht, alcuni si fermano anche a lungo. Questo probabilmente invece farà una tappa provvisoria. E Luminance, il maxi yacht che naviga in questi giorni per le acque del Golfo di Trieste, lunghezza 138 metri, sui suoi futuri movimenti si sa ancora poco. Risalendo al proprietario dello yacht si incontra la figura di Rinat Akhmetov, l'uomo più ricco d'Ucraina, patron della squadra di calcio dello Shakhtar Donetsk e numero 1 di Metinvest, e quindi anche investimenti su diversi settori. Da un lato il calcio, lo Shakhtar, squadra di livello nel campionato ucraino al pari della Dinamo Kiev, ma anche con Metinvest gli investimenti su un settore completamente diverso. Ancora la cronaca, IRCI, De Grassi lascia con l'inaugurazione della nuova Pinacoteca. Franco De Grassi, dopo quasi 9 anni al timone dell'Istituto regionale per la cultura Istriano Fiumano Dalmata di via Torino, si accinge a lasciarne la presidenza. Il saluto coinciderà con l'inaugurazione della Pinacoteca, cantiere pronto entro fine giugno. La protesta dei tassisti contro Uber, adesione massiccia
con lo sciopero dei taxi e quindi anche le ripercussioni che hanno avuto ieri a livello cittadino. Droga in via Cumano, tra le palazzine Ater, arrestati 3 triestini, lo racconta Giampaolo Sarti a pagina 22, in tutte le notizie di cronaca del Piccolo. I commenti di oggi a firma di Carlo Bertini e di Giorgio Perini: il primo, centrodestra in stallo alla messicana, come nel cosiddetto stallo alla messicana in cui i pistoleri non fanno un passo nel timore di vedere impallinati per primi. I 3 attori della politica usano riforme di prima grandezza come arma di ricatto. L'Italia con i suoi mali in Europa invece, del secondo articolo con l'analisi: giusto o sbagliato candidare i leader massimi dei partiti politici nazionali alle europee? A poco più di questo è ridotta la non campagna elettorale a meno di 20 giorni dal voto. Andiamo allo sport con il basket. A 40 minuti dalla finale per la Serie A, infatti, la Pallacanestro Trieste ha vinto anche gara 2 in trasferta a Forlì e quindi si accinge a giocare gara 3 a Trieste con il vantaggio della striscia positiva delle 2 vittorie in trasferta, e quindi la finale è a un passo, ma insomma, come diceva Trapattoni, non dire gatto, a lui diceva non dire cat, finché non ce l'hai nel sacco, e quindi si aspetta con gara 3 la possibilità poi concreta di giocarsi la Serie A. Dall'altro lato la Triestina, spesi 18 milioni per la Triestina nell'anno sportivo 2023-2024 su una previsione di spesa che si aggirava attorno ai 9 milioni con un tetto di sforamento massimo calibrato a 11, poi tra le trasferte per giocare a Fontana Fredda, a campo di casa per 33 partite su 38, e anche i debiti che la società ieri ha dichiarato ha dovuto appianare, ha dovuto risolvere rispetto alle gestioni precedenti, allora la spesa è aumentata del doppio rispetto al previsto. 18 milioni per la Serie C sono veramente molti soldi che poche società hanno speso o possono addirittura spendere proprio in virtù del proprio bilancio. Questo è il Piccolo. Andiamo anche a vedere rapidamente la pagina meteo, l'abbiamo vista, il Corriere della Sera. Dicevamo prima redditometro, alleati divisi, questo è anche il titolo di apertura oggi del Corriere. Reintrodotto lo strumento abolito nel 2018, Forza Italia e Lega, noi contrari. Il viceministro Leo: non è un ritorno al passato. Le Pen e Salvini, rottura con l'estrema destra tedesca. Si parla sia di politica interna che di politica estera, con questi titoli che ci aiutano a ricostruire un po' lo scenario che poi viene descritto all'interno degli articoli del Corriere della Sera. Israele lancia un appello contro la Corte dell'Aia, la richiesta di arresto, Parigi si sfila, richiesta di arresto per Netanyahu, Israele contro la Corte dell'Aia, ma Parigi, come detto, si fa da parte. Dal Mossad agli azeri, l'Iran, l'inchiesta e i sospetti, oggi funerali del presidente Raisi, che viene poi preso dalla vignetta di Giannelli. Misteri da risolvere sulla morte del presidente iraniano, oggi ci sono i funerali. Lottai sul PNRR, il PD ci rispetti, l'intervista a Conte dei 5 Stelle, leader del Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte replica le parole di Gentiloni sul PNRR definendole un attacco vigliacco, e sul Partito Democratico dice ci deve rispettare. Queste le parole di Conte. Maxi turbolenza, un morto, diversi feriti sul Londra-Singapore, cade per 6 secondi, terrore a bordo dell'aereo, paura sul volo Londra-Singapore, l'aereo finisce in una turbolenza invisibile ai radar e cade, fra virgolette, per 6 secondi, un passeggero muore, ci sono stati diversi feriti, pare di aver letto che sono stati più o meno 2000 metri di sbalzo che l'aereo ha subito a causa di questa turbolenza. Un uomo di oltre 70 anni è morto. Le cause sembrano essere attribuibili a un infarto proprio per lo shock che ha subito a causa di questa turbolenza che ha provocato questo movimento brusco e pauroso dell'aereo. A Napoli aumentano gli evacuati dopo le scosse, i sisma ai campi Flegrei, continua l'emergenza terremoto ai campi Flegrei, 150 scosse in 5 ore. A Pozzuoli sgomberate 46 famiglie ed evacuato il carcere femminile con le 138 detenute spostate in altri penitenziari. Chiuse anche le scuole, il vento forte ha complicato la sistemazione
della Tendopoli per ospitare gli sfollati, mentre in città si lavora per attrezzare aree per chi ha paura di trascorrere la notte in casa. Oggi la Premier Meloni presiderà un vertice a Palazzo Chigi sulla situazione in Campania, il monito del ministro Musumeci. I piani di evacuazione non restino solo sulla carta, e questo è importante, come ha detto proprio Musumeci, rispetto ai piani di evacuazione per quanto riguarda la Campania e Campi Flegrei, la zona del Vesuvio, dove già da un po' di tempo si stanno registrando movimenti sul sottosuolo, ma in particolare queste scosse di terremoto che, come abbiamo visto, sono tante e concentrate in poco tempo, quindi i movimenti proprio del sottosuolo sono molto frenetici in questo periodo. Altre notizie dal Corriere della Sera: la spinta per città più sicure, scrive Goffredo Buccini, che prende ad esempio Milano ma anche Napoli. Io in piazza contro l'AfD per difendere la democrazia, Nagel, il capo di Bundesbank, nell'articolo di Federico Fubini. Le stragi del 93, indagato Mori, persecuzione, l'avviso di garanzia nel giorno del suo 85esimo compleanno. Il generale dei carabinieri Mori è indagato dai PM di Firenze per le stragi di mafia del 1993. Supererò anche questa angheria, ha replicato. I PM, corruzione, gare truccate per i giochi 2026. Milano Cortina, scende in campo la procura, perquisizioni nella sede della Fondazione Milano Cortina. 3 gli indagati, tra cui l'ex amministratore delegato Vincenzo Novari. I PM di Milano ipotizzano i reati di corruzione e turbativa d'asta per i servizi digitali. Certo che non c'è mai uno spunto per far bella figura all'estero quando si parla di manifestazioni internazionali. Ranieri, il grande, addio al Cagliari e forse anche al calcio, dato il suo addio alla squadra sarda. L'allenatore Ranieri, dopo averla portata in Serie A e salvata quest'anno dalla retrocessione, lui che ha ricoperto incarichi importanti nelle panchine di Serie A, ricordando la Roma ovviamente, il suo grande amore, ma anche la Juventus, per non parlare poi del grande impresa che Ranieri ha svolto con il Leicester, facendo vincere lo scudetto a una squadra che non era sicuramente data per favorita in Premier League davanti a formazioni come le 2 di Manchester, l'Arsenal, il Chelsea, il Tottenham, il Liverpool e altre ancora. L'incubo infinito di Eraclea Minoa, il teatro greco in rovina, scrive Gian Antonio Stella, le pagine 36 e 37. La dolce ruga, come abbiamo visto poco fa di sfuggita, è il titolo di Massimo Gramellini nella sua rubrica Il caffè, che guarda dunque alla situazione delle personalità del mondo dello spettacolo, preso ad esame la figura di Gérard Depardieu con tutte le vicende che in questo momento lo riguardano. Torniamo al piccolo, ma sfogliamo il giornale, andiamo velocemente a vedere gli articoli interni. Gervasutti, misura molto opportuna, le fragilità sono aumentate. Il bonus psicologo del 2024 nella regione Friuli Venezia Giulia per gli studenti, stanziamento da 1,5 milioni sul triennio 2024-2026. A ogni beneficiario 225 euro per un ciclo di 5 sedute. L'età si abbassa, dicono gli specialisti, molti sono i giovani che si rivolgono a questo servizio. Calvani, momenti di aggregazione per aiutare i tanti ragazzi soli. Il presidente dell'ordine delle psicologi del Friuli Venezia Giulia afferma: l'onda lunga del Covid ha un impatto da non sottovalutare. Fiera della misura l'assessore Rosolén. L'assessore infatti ha ricordato l'importanza della collaborazione tra scuole, psicologi e regione per arrivare al risultato. Abbiamo stipulato, dice, una convenzione con l'ordine degli psicologi per ottenere il prezzo calmierato di queste sessioni. E anche abbiamo già avuto un incontro con i presidi che ci aiuteranno a diffondere queste informazioni alle famiglie, a cui chiediamo un contributo simbolico di 5 euro per sessione, ha chiuso l'assessore Rosolén. Allarme da parte dei psichiatri e psicologi nel servizio pubblico che denunciano un aumento vertiginoso dei disturbi gravi. Il provvedimento è volto a dare risposte alle crisi tipiche dell'adolescenza, non alle patologie conclamate, quindi quelle che sono le
situazioni più che altro normali della crescita dei giovani con l'adolescenza, che è un periodo turbolento. Redditometro, governo diviso, muro di Lega e Forza Italia, siamo contrari, la norma spiazza Fratelli d'Italia e il MEF. Il nuovo redditometro che viene spiegato in questo schema fonte ANSA, l'analisi partirà dai redditi 2016, terrà conto degli elementi già presenti nell'anagrafe tributaria oppure di un livello minimo di spesa. Le spese prese in considerazione, i consumi di generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature, l'abitazione, il mutuo, l'affitto, l'eventuale canone per il leasing immobiliare, le spese per pagare acqua e condominio, per la manutenzione o per eventuali agenti immobiliari. Tutti gli investimenti dalle azioni dei francobolli, il combustibile e l'energia, come detto tutto ciò che riguarda la casa, ma anche pentole, lavanderia, collaboratori domestici, mobili e elettrodomestici, la sanità con i medicinali e le visite mediche, i trasporti con le spese per assicurazione, la responsabilità civile, l'incendio e furto e pagamento del bollo, le spese per mezzi pubblici, taxi e altri trasporti, barbiere e parrucchieri, i cellulari e le relative bollette, l'istruzione con i libri scolastici, le tasse, le rette, soggiorni di studio all'estero, affitti universitari, il tempo libero con la cultura e i giochi, gli abbonamenti per le pay TV, le attività sportive e cavalli, le spese veterinarie, gli assegni al coniuge e poi la bigiotteria. Questo è il nuovo redditometro. Andiamo a leggere perché magari non è chiaro che cosa servirà questo strumento. La norma era attesa da 6 anni ed è stata preventivamente condivisa con le associazioni dei consumatori. L'Istat è il garante per la privacy, ma la nuova edizione del redditometro, pur con paletti ben precisi a garanzia dei contribuenti, che porta la firma di Maurizio Leo, crea scompiglio nella maggioranza, tanto che il viceministro di Fratelli d'Italia andrà venerdì a spiegare in Consiglio dei Ministri la ratio di un adempimento di cui, viste le reazioni a caldo, di certo non erano stati messi al corrente tutti gli alleati. La novità arriva con la Gazzetta Ufficiale, ma il decreto ministeriale era stato firmato il 7 maggio e spiazza i pochi parlamentari che si affacciano in transatlantico, mentre in aula a Montecitorio si discute di superbonus. Altra grana ricomposta a fatica nella maggioranza. La prima a reagire, a qualche ora di distanza, è Forza Italia, che mette in chiaro la netta contrarietà da sempre al redditometro. Segue la Lega, che prima con il capogruppo Massimiliano Romeo rimanda la palla a Fratelli d'Italia definendo strana la proposta, che tale non è perché di misura attuativa e già operativa infatti si tratta, e poi dopo le spiegazioni di Leo ribadisce il suo no perché l'inquisizione è finita da tempo e controllare la spesa degli italiani in modalità Grande Fratello non è sicuramente il metodo migliore per combattere l'evasione. Non bastano insomma le rassicurazioni del viceministro a placare i dubbi degli alleati, anche perché Fratelli d'Italia a molte ore resta silente di fronte a una mossa che non era stata preannunciata, tanto che pure al MEF le prime reazioni raccontano sarebbero state di sorpresa. A spiazzare non sarebbe stato tanto il contenuto in sé quanto il tempismo con cui si è sbloccata una vicenda che aveva atteso anni. Negli ultimi mesi anche la Corte dei Conti aveva sollecitato l'attuazione del decreto ministeriale espressamente previsto da una norma del 2018. Si trattava insomma di regolare il superamento del redditometro di renziana memoria, spiegando anche da Palazzo Chigi, salvo che, per dirla con una parlamentare di maggioranza, l'effetto è stato quello di un meteorite sulla campagna elettorale. Crosetto di nuovo in ospedale, ma allora in Consiglio di Difesa l'esponente di governo ha lasciato la riunione al Quirinale a bordo di un'ambulanza, portato al San Carlo, la stessa struttura a cui si rivolse in febbraio. Dolore al petto, bipartisan, i messaggi di solidarietà e gli auguri di pronta guarigione. I nodi della politica affrontati anche con le varie voci che riguardano le spese degli italiani, mutuo, affitto e manutenzioni, ma anche la colf e la lavatrice. La casa entra di prepotenza nel mirino del redditometro. Secondo le prime indiscrezioni emerse si prenderanno in considerazione le spese per il mutuo o per l'affitto, l'eventuale canone per il leasing immobiliare, le spese per pagare acqua e condominio e le spese per la manutenzione o per eventuali agenti immobiliari. E poi i pezzi di ricambio per la barca e abbonamenti a bus e treno, c'è il mantenimento del cavallo e il veterinario per il cane, dai giocattoli alle lotterie, passando per le pay TV, cellulari, viaggi scolastici, attenzione anche alle bollette, medicine e visite dallo specialista, sono 11 le categorie
di famiglie. La bocciatura del Codacons, già proposto in passato senza i benefici sperati, il redditometro è un'arma spuntata, dicono, già introdotta senza successo dai precedenti governi e puntualmente abbandonata per non aver prodotto i benefici sperati. Lo afferma il Codacons commentando il nuovo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale firmato dal vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Più che una misura per colpire l'evasione fiscale, il redditometro serve solo a terrorizzare i contribuenti, spiega il Codacons. Non a caso lo strumento è stato più volte introdotto nel nostro sistema fiscale e puntualmente abbandonato. Siamo favorevoli alla lotta all'evasione, ma il governo farebbe bene a puntare a grandi evasori, quelli che creano società di comodo o con sedi all'estero, e alle multinazionali straniere che fanno profitti miliardari in Italia senza minacciare i cittadini onesti, dice il Codacons, guardando a questa misura come vessatoria nei confronti dei cittadini e invece troppo leggera nei confronti delle grandi aziende o multinazionali. Andiamo a collegarci ora con la centrale operativa della Polizia Locale per l'aggiornamento mattutino rispetto alla viabilità e le eventuali segnalazioni. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Buongiorno ispettore capo Schillani, prego. Allora, diciamo innanzitutto che la notte è trascorsa tranquilla per noi, solo interventi di routine, controllo del territorio, nessun intervento degno di nota. Attualmente non abbiamo interventi in atto, le pattuglie stanno iniziando prendendo possesso del territorio. Per quanto riguarda il traffico, attualmente è scorrevole sulla rete viaria cittadina, non abbiamo particolari cose da segnalare in questo momento, abbastanza scarso, andrà via via aumentando verso l'ora di punta, che di solito verso le ore 8, 8 e mezza. Per quanto riguarda cantieri ed altro, devo segnalare che la bretella del Porto Vecchio è chiusa per lavori, quindi si creano dei piccoli intasamenti, dei rallentamenti per quanto riguarda Largo Santos e Piazza Libertà. Saremo sul posto nelle ore di punta per fare la viabilità, naturalmente cercare di sbrogliare la situazione. Inoltre questa mattina inizieranno i lavori di potatura a Opicina, strada Previna 26, già posti di cartelli di divieto, fare attenzione anche al gestione mobile e agli operai. Anche domani ci saranno questi lavori di potatura sia su Opicina che in via Archi, via Marchesetti. Questi di via Archi inizieranno domani, già posti divieti, quindi fare attenzione a chi ha parcheggiato lì le macchine e naturalmente al cantiere mobile. Inoltre per questa sera ci sarà una processione parrocchiale nella processione di Santa Rita della chiesa di via Locchi 22. La processione muoverà con i fedeli intorno alle 19:15, percorrerà la via Locchi, Santa Giustina, via Franca, Santa Rita per ritornare alla chiesa di via Locchi. Dovrebbe durare circa un'oretta, saremo sul posto per la viabilità, scorte e deviazioni. Altre cose particolari al momento non ci sono e quindi restituirei la linea. Grazie all'ispettore capo Leonello Schillani, una buona giornata e un buon lavoro. Proseguiamo con il piccolo, Olimpiadi, corruzione e gare truccate, perquisizioni e 3 indagati, contestati favori per l'assegnazione di servizi informatici. Nel mirino anche l'ex amministratore delegato della Fondazione Novari. Le mani sulle Olimpiadi invernali, prima l'insistenza di un imprenditore, Luca Tommasini, presidente e amministratore di Vetria, e poi Quibit, società con sede a Orvieto, con l'ex amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina, Vincenzo Novari, per la nomina dei manager, Massimiliano Zucco come responsabile dei processi innovativi del comitato organizzativo dei giochi. Poi l'incarico assegnato a compenso stabilito 857.000 euro tra il 2020 e il 2022, l'inizio del circolo vizioso dei favori dall'ammontare di 1.900.000 euro, il valore complessivo di 3 affidamenti aggiudicati da Vetria, la società abbiamo detto, e Quibit per la gestione dei servizi digitali legati ai giochi. Un primo affidamento per lo sviluppo delle piattaforme web mobile, uno per i servizi di licensing Office 365, hosting in cloud e operation, un terzo per l'implementazione Microsoft Azure Information Protection, ma l'indagine potrebbe essere più vasta, interessando altri affidamenti e altre società accomunati da profili di criticità. Questo è emerso dalla perquisizione nella sede della Fondazione Milano Cortina da parte della Guardia di Finanza e vedremo come andrà a finire. Malagò scrive agli ambientalisti: il dibattito sull'impatto dei giochi sul territorio, la lettera del presidente Coni, aperti al confronto. La replica: il dovere della trasparenza, bene, lo si dimostri fino a oggi è stata inadeguata.
e questa la sua e poi la risposta che ha ricevuto. Nessun altro porto dopo Trieste, torniamo a parlare di temi locali, in congedo. Il congedo di D'Agostino, stimoli e possibilità irripetibili, abbiamo creato un modello con i lavoratori al centro, la regia dello scalo deve essere in mano al pubblico, così siamo riusciti ad attirare investitori privati. Come detto ieri c'è stata questa conferenza di saluto da parte di Zeno D'Agostino che vi riproponiamo nel servizio che è andato in onda nel nostro telegiornale di ieri sera. Il tema vero, a prescindere dalle persone, dalle modalità con cui ci si muove, è che, e l'abbiamo sempre detto, quindi non è una cosa nuova, è che se qualcuno parlava di un modello da qualche altra parte, abbiamo sempre ribadito che esiste un modello Trieste e che quel modello Trieste aveva tutta una serie di elementi che in alcuni casi erano totalmente contrari a quello che succedeva, adesso a prescindere da un porto in particolare, ma da tutti gli altri porti, cioè il fatto che comunque si guardava la portualità in una maniera diversa. Patrimonio dell'autorità portuale e delle società ad esse collegate triplicato, primo porto italiano per tonnellaggio totale, ottavo in Europa, primo anche per traffico ferroviario e trasporto marittimo a corto raggio, ma soprattutto lo scalo che non privatizza ma punta a internalizzare il lavoro, 14.777 gli occupati tra comparto e indotto nei porti di Trieste e Monfalcone, nella visione di una governance composita che integra Torre dell'Oid, partecipate e strutture logistiche dell'intero Friuli Venezia Giulia, al centro di un modello di business che punta sulla qualità dei servizi e non sulla mera convenienza. E questo è il senso del modello Trieste, il leitmotiv più volte citato dal presidente uscente dell'Authority Zeno D'Agostino nella sua conferenza stampa di commiato. Non andrà a dirigere nessun altro porto italiano, si occuperà di consulenze, ma rimarrà comunque al vertice dell'Organizzazione dei Porti Europei e del COSELAG, l'ente collegato alla zona industriale triestina, perché, ha sottolineato, crede fermamente nel progetto green dell'Orto Franco alle Noghere. Quanto ai file che lascerà sulla scrivania del suo successore, prima commissario e poi presidente, sono tutti i cantieri in questo momento tra finanziamenti, fondo complementare, PNRR, non solamente quelli dell'autorità ma anche per esempio quelli di RFI, e i nuovi finanziamenti, insomma, lì ce n'è basta e avanza, insomma, per costruire a Trieste e Monfalcone o delle infrastrutture importanti. In eredità lascia 2 miliardi e mezzo di investimenti nello scalo giuliano, con in prima linea il raddoppio del molo settimo, il realizzo del molo ottavo e del terminal ungherese, ma anche il raddoppio della capacità ferroviaria con la nuova stazione di Servola e il maxi investimento per l'elettrificazione delle banchine. Infine l'eredità di prospettiva, il futuro del porto non è il porto, che parla di trasmissione di dati via condotte sottomarine, investimento su industrie che possano sfruttare i nuovi punti franchi e tutto ciò che lo scalo può proporre dal livello del mare in giù, dove le navi in questo caso non c'entrano. Ancora dal piccolo, Riccardi incontra il Nursind, la sanità del Friuli Venezia Giulia va ripensata, l'assessore alla salute ospite del sindacato. L'attualità, Pozzuoli, danni e famiglie sgomberate, la scossa record getta ombre sul futuro, evacuati 20 stabili e allestite 6 tendopoli per gli sfollati, scuole chiuse per migliaia di studenti e chiusura anche del cimitero. Le scosse ai campi Flegrei, qui vediamo in questa mappa, i punti in giallo sono gli eventi sismici che si sono verificati nel tutto il territorio interessato nel periodo da aprile 2024 con il mese poi di maggio, quindi in questi 2 mesi circa. La stazione geochimica la troviamo con questo triangolo rosso, le stazioni del GPS sono le stelline eco invece in blu e le stazioni sismiche sono i quadratini in questo color verde acqua. Ancora più in grande vediamo la città di Napoli che si trova qui e pertanto fra Pozzuoli e il Golfo il punto principale delle scosse. Sono stati registrati 1252 terremoti, sollevamento di circa 92 centimetri a partire dal gennaio del 2016. I parametri geochimici indicano il perdurare dei trend di riscaldamento, pressurizzazione del sistema idrotermale e un aumento di flusso di gas. Il livello di allerta al momento è di color giallo, quindi comincia a essere una situazione insistente da un punto di vista di eventi sismici. Il livello di allerta non è ancora scattato a un grado di timore elevato, però
tutto fa pensare che è sempre meglio agire in anticipo e con cautela. Lo sciame continua ma si va attenuando, possibili altri eventi, dicono gli esperti. Le scosse si stanno diradando e diventano sempre più deboli, si va esaurendo lo sciame sismico che ha colpito i Campi Flegrei dal pomeriggio del 20 maggio con 150 scosse. Ha rallentato ma non è ancora finito, ha detto all'ANSA il vulcanologo Mauro Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il terremoto di magnitudo 4.4 del 20 maggio è stato il più forte degli ultimi 40 anni. Negli ultimi 40 giorni, ha osservato Di Vito, la deformazione del suolo è stata tale da far immaginare che la sismicità sarebbe continuata con eventi di magnitudo simili, ma anche superiori. Non sappiamo se e per quanto tempo lo sciame proseguirà, ma data la deformazione del suolo nell'area ci aspettiamo altri eventi, ha concluso il vulcanologo. Noi ci fermiamo invece per andare in pubblicità, ritorneremo tra poco proseguendo con la lettura del quotidiano Il Piccolo. Ci vediamo tra qualche minuto. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, andando a continuare a leggere il quotidiano Il Piccolo con l'intervista al premio Nobel Parisi, vita da Nobel, Parisi a 360 gradi, la scelta di studiare fisica, pro e contro della notorietà e i rischi dell'intelligenza artificiale. In questo articolo di Giulia Basso, che mi invito a leggere, molto interessante. L'università sia una comunità capace di far crescere i giovani, la visione comune, con il rettore dell'Ateneo di Trieste di Lenarda, proprio ieri l'incontro con il premio Nobel Giorgio Parisi. Federica a Tirana dal premier Rama, avviciniamo le nostre filiere, missione della giunta regionale in Albania. 2 tavoli tecnici su sviluppo e ambiente in ottica di nearshoring. In materia di energia rinnovabile il paese balcanico ha cifre superiori a quelle dell'Unione Europea e dunque la visita di Federica era anche per aprire nuovi canali di business. Mori torna indagato, i PM accendono il faro sulle stragi del 93. Il generale, saputo dei piani dei mafiosi, non avrebbe agito per sventarli. Il governo si schiera contro la procura. L'ex capo del ROS, accuse surreali e risibili, ha detto. L'ultimo avviso di garanzia gliel'hanno notificato il 16 maggio nel suo 85esimo compleanno. Strage, associazione mafiosa, associazione con finalità di terrorismo internazionale, eversione dell'ordine democratico, le accuse per il generale Mario Mori, ma l'ex capo del ROS ed ex direttore del SISDE ha anticipato i PM e ha reso nota la notizia dell'atto giudiziario ricevuto con l'invito a comparire davanti ai magistrati di Firenze il 23 di maggio, 32esimo anniversario della strage in cui morì il giudice Giovanni Falcone. L'ex ufficiale dell'Arma ha fatto sapere che non si presenterà in quella data, che per l'indagato non sarebbe stata scelta a caso per impegni del suo legale. Accanto leggiamo il passaporto di Regeni messo dalla polizia nella casa dei criminali, nuova udienza a Roma, sempre più chiari i depistaggi sul caso Regeni. Bufera sulla Corte dell'Aia, gli Stati Uniti valutano sanzioni, la contestata richiesta di arresto, Francia e Belgio dalla parte del procuratore che equipara Netanyahu e Hamas. Critiche sono arrivate da Germania, Gran Bretagna e Italia. Joe Biden ha detto non c'è equivalenza sulla gestione delle misure. Il Cremlino avvia manovre nucleari al confine con l'Ucraina. La preoccupante escalation. Mosca ha iniziato le annunciate esercitazioni nucleari tattiche a un passo dal confine, mentre Kiev evoca uno scudo aereo dei partner occidentali ai quali chiede di abbattere i missili russi dai loro territori o mettendo in azione i caccia della NATO proprio per strumento di difesa. In migliaia ai funerali di Raisi, nella stretta sui social a Teheran. Khamenei vuole continuità per il paese e quindi l'appello a non mollare sulle tematiche strategiche del paese. Le 6 filiali bancarie serbe chiuse da agenti e ispettori in Kosovo, la mossa aumenta la tensione nell'area, Pristina passa all'azione dopo il periodo transitorio seguito alla dichiarazione di illegalità relativa all'uso del denaro nel nord del paese. L'Unione Europea e gli Stati Uniti contrariati. Per Bruxelles si tratta di un'escalation che mina il dialogo
e la normalizzazione. No al rilascio di Mladic per motivi di salute, il boia di Srebrenica con questo articolo. L'economia, generali, balzo dei premi, per ora stop allo shopping, via libera del board ai conti trimestrali, l'utile operativo cresce del 5,5%, mentre la raccolta vita torna positiva. Pesa ancora l'effetto clima, in 3 mesi danni per 28 milioni dalle catastrofi. Conti trimestrali di Generali, vediamoli in breve. I premi lordi 26,4 miliardi più 21,4%, raccolta netta vita 2,3 miliardi, il valore della nuova produzione di crescita è del 5%, il combined ratio al 91,0% più 0,3 punti percentuali, il combined ratio non autorizzato migliora al 93,7%, il risultato operativo è di 1,9 miliardi più 5,5%, l'utile netto normalizzato è di 1 miliardo e 100 milioni, meno 9,0%. Si conferma solida la posizione di capitale con la solvency ratio al 215%. Il gruppo CFO di Generali, Cristiano Borean, che dice nel primo trimestre del 2024 prosegue la crescita del risultato operativo di Generali grazie al solido contributo di tutti i segmenti del business. Dopo il futuro buyback per 500 milioni di euro, il gruppo non avrà spazio per effettuare acquisizioni. Ecco perché il titolo non basta con lo shopping. Dopo le mosse strategiche del Leone, l'Agenzia delle Entrate, gli acquisti di case giù del 10% nel 2023. Le compravendite immobiliari del settore residenziale chiudono il 2023 con un calo di poco inferiore al 10%, esattamente 9,7%. Il valore monetario complessivo movimentato è stimato circa 111 miliardi di euro, oltre 12 miliardi di euro in meno rispetto all'anno precedente, il 2022. L'innovazione, gli scarponi vanno in orbita, Tecnica punta allo spazio. Nel 1969 la Luna fu la fonte di ispirazione di Giancarlo Zanatta, che dopo un viaggio a New York rivoluzionò il mercato lanciando i Moon Boot sul modello degli scarponi indossati da Neil Armstrong, primo uomo a mettere piede sulla superficie del satellite. Oggi, 55 anni dopo, tocca ad Alberto Zanatta guidare e guardare nuovamente alla Luna e alle possibilità offerte dalla New Space Economy per far crescere ulteriormente il gruppo Tecnica. La sfida sostenibile di A2A in regione, Monfalcone investiti 116 milioni. Nei piani del gruppo la conversione della centrale isontina, Giussani afferma, che è direttore della strategia e sviluppo di A2A, afferma 30 milioni distribuiti in valore sul territorio. Andiamo a leggere poi i due titoli degli articoli di commento. Quello stallo alla messicana, scrive Carlo Bertini, i 3 attori di questo film poco edificante usano le riforme come arma di ricatto per la campagna elettorale, capitolo centro-destra. L'Italia in Europa e i mali da evitare. Il nostro paese, scrive Giorgio Perini, piuttosto che da Bruxelles ha bisogno di difendersi da se stesso. Questo lo leggiamo dagli articoli di commento. Pagina dedicata alle notizie di Trieste. Biblioteca civica chiusa da 16 anni, i lavori partiranno entro il 2025. La ristrutturazione di Palazzo Biserini. Il comune attende gli ultimi permessi, poi il progetto esecutivo e la gara. A disposizione ci sono 11 milioni di euro. Il Museo della Letteratura Letz, sempre più vicino all'apertura nel pian terreno dell'edificio. De Grassi lascia l'Irci, inaugurando i piani della Pinacoteca con i quadri istriani. Presidente dal 2015 ad oggi, il saluto coinciderà con l'allestimento di circa 200 opere d'arte al secondo livello della sede dell'istituto, e qui è possibile con le foto dare uno sguardo agli interni, sebbene in maniera molto generale, della stessa struttura. E adesso si apre la campagna per trovare il suo successore, la richiesta per un contributo ordinario che dia garanzie e il ruolo anche della regione in tutta questa cosiddetta partita. Nelle strade in città 250 tassisti, lo sciopero paralizza il servizio, una protesta contro la multinazionale Uber, da marzo sbarcata anche a Trieste. Ferme le auto bianche della cooperativa Radio Taxi, non quelle della Tergeste. Lo stop in una giornata di pioggia che ha sicuramente creato qualche difficoltà.
Atteso a giorni il parere definitivo del garante per quanto riguarda le proteste dei tassisti, con il decreto in arrivo. Cronaca adesso, droga in via Cumano, arrestati 3 triestini, 1 ai domiciliari, 2 in cella, il traffico di hashish tra le palazzine dell'Ater, sequestrati 15 panetti e migliaia di euro. Operazione riuscita grazie a pedinamenti degli agenti della polizia locale, erano seguiti ormai da un po' di tempo, forse anche con qualche soffiata giusta. E al momento buono sono stati tallonati e pizzicati con la droga in auto. Il nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale ha arrestato 3 triestini, il 63enne Ivo Uez, il 52enne Chris Bradley Tonarelli e il 54enne Andrea Palcic. Stavano trafficando hashish nei pressi di un garage del comprensorio Ater di via Cumano, sequestrati 15 panetti. Poi Giampaolo Sarti ricostruisce tutta la dinamica dal pedinamento in poi. Finge di voler comprare il tablet, ruba il portafoglio al commesso, 2 uomini entrano nel punto vendita di attrezzature informatiche Murrisoft, si spacciano per clienti e mettono in atto il colpo, ma le telecamere li riprendono e dunque vengono pizzicati. Il furto in Borgo Teresiano, qui vediamo proprio il fermo immagine del momento in cui uno dei due con un tablet in mano, ovviamente con tanto di custodia, che è questo in bianco, occulta il portafogli che è stato poi rubato, che era messo dietro in modo da non essere visto. Il dibattito sulla sicurezza cittadina, il Partito Democratico chiede il ritorno dei vigili di quartiere, l'assessore De Gavardo chiude all'ipotesi ricordando il prossimo sforzo del rimpolmamento degli organici. In questura mancano 140 agenti in servizio, ma la polizia locale ne ha arruolati 60, questi i numeri che riguardano la sicurezza. Nuovo presidio l'Università degli Studenti pro-Palestina, le richieste di partecipare al Senato accademico, la protesta ieri in piazzale Europa. Lo yacht Luminance in rada nel Golfo, stavolta l'oligarca è l'ucraino più ricco, l'imbarcazione appartiene all'imprenditore Akhmetov, proprietario dello Shakhtar Donetsk e del gruppo Metinvest. Dopo i lavori all'Arsenale, lo yacht ha fatto sua bella mostra nel Golfo di Trieste. La cantante triestina Fernandelli in tour sulla nave Costa Favolosa. Dopo essersi esibita a Gardaland, la performer parte per 6 mesi di show nel teatro dello Scafo che viaggerà tra Mare del Nord e Mediterraneo. Nuova avventura a Canora, stavolta solcando i mari per la cantante triestina Nicole Fernandelli, che da oggi sarà a bordo di Costa Favolosa come protagonista di spettacoli e concerti durante un lungo tour in crociera. Una riunione in esterna a Borgo San Sergio per la redazione del Piccolo, domani alla Biblioteca Mattioni, continuano i giri del personale del Piccolo, tra i giornalisti e tutti gli altri collaboratori e quant'altro che fanno tappa in diverse parti della città anche per far vedere il loro modo di lavorare proprio nei rioni. Il forzista Giorgi entra nella Global Chamber, la nomina nell'ente economico, si parla di Lorenzo Giorgi che è stato nominato delegato per l'Italia della Global Chamber of Business Leaders. Si tratta di una realtà operante in tutto il mondo e che comprende al suo interno professionisti di svariati settori come professori, diplomatici, funzionari governativi, imprenditori o leader nazionali, e rientra anche Lorenzo Giorgi. Stop del sindaco di Sgonico ai 100 migranti del Silos, la prima cittadina Crovatin contro il passaggio dell'ex ostello di Camposacro dal comune di Trieste alla prefettura. Se confermato servirà una vigilanza. Il dissenso anche da Vidoni, presidente della circoscrizione Altopiano Est. Quella non è una soluzione, ha detto Crovatin. Alla Cocice 1000 persone, la marcia enogastronomica e poi una donna ferita grave nell'incidente a Duino nella autostrada A4. Ieri un incidente che ha bloccato il traffico a lungo a causa di questo capottamento di un'automobile dove viaggiava una donna che stava andando a lavoro e che fortunatamente ha riportato sì delle ferite ma non gravi, quindi non è in pericolo di vita. Le ripercussioni sul traffico però sono state importanti, con tante
ore, minuti sicuro o qualche ora di attesa per chi era in fila in autostrada. Rotaia e via mare, piace Muggialink, Porto San Rocco meta degli austriaci, l'aumento dei turisti e potenziamento estivo di Trenitalia con i servizi sia ferroviari che marittimi. Poi il premio, lo studente Lenocci tra gli 8 ragazzi ad aggiudicarsi il concorso Evolve Art con la sua copertina qui ripreso nella foto e nella didascalia del piccolo. I capolavori della pittura triestina alla Stadion in mostra fino a venerdì e poi finestra sul cosmo, quando la notte arrossisce, fisica ed emozioni con l'aurora boreale. Qui una brevissima, una piccolissima immagine che in qualche modo rende l'idea. Cultura, Tor Bandena, 60 anni nell'arte, aperta nel 1964, oggi festeggia il compleanno, inaugurando una grande mostra. Nel percorso Morandi, Severini, Fontana, Mascherini, Balla, Alcaraz e Nusic. L'intervista è di Mary Barbara Tolusso e guarda ad Alessandro Rosada, anima della Galleria Tor Bandena di Trieste, che possiamo vedere proprio in questa intervista. Cristina D'Avena, il 25 luglio al Castello di San Giusto, serata evento della Trash Night, giovedì 25 luglio al Castello di San Giusto con Cristina D'Avena, la regina delle sigle televisive e dei cartoni animati, che farà cantare e ballare il pubblico guidandolo in una indimenticabile giornata, un viaggio musicale all'insegna dei propri ricordi di infanzia. I biglietti saranno in vendita dalle 10 di oggi online su Ticket One, Live Ticket, al Ticket Point di Trieste e in tutti i punti vendita autorizzati. L'architettura di Trieste a cavallo del Novecento, specchio di genti e traffici. Ritorna in libreria la guida curata da Federica Rovello, schede su 60 palazzi eretti tra il 1872 e il 1917. Palchi nei parchi, in 19 spettacoli, al via il 2 giugno con Gnocchi, presentato il programma della rassegna, tra gli ospiti Covatta, Ipapu e Digaro. Leggiamo anche, a partire dalle 17:30 alla Sala Luttazzi, normalmente non siamo pazzi, nell'ambito delle iniziative promosse per ricordare la figura di Franco Basaglia. Oggi dalle 17:30 proprio l'evento che si chiama Normalmente non siamo pazzi. Tutto qui invece di Nicola Guarino, alle 18 la libreria Ubic, per andare poi ai racconti muranesi di Italo Svevo, alle 18 la libreria Minerva, e domani alle 19:30 Il pensiero non muore di Morvillo e Falcone, arriva alla Klein Berlin. Domani infatti l'associazione La Macchina del Testo, in collaborazione con il Club Alpinistico Triestino, in occasione dell'anniversario della strage di Capaci, presenta lo spettacolo Il pensiero non muore. Francesca Morvillo racconta Giovanni Falcone, scritto e interpretato da Michela Cembran. Ancora notizie, ma andiamo allo sport. Super Ruzier e Trieste vola, nuova impresa a Forlì. La finale adesso è a 40 minuti, come in gara 1 biancorossi espugnano l'Unieuro Arena, guidando dall'inizio la partita. Venerdì sera a Valmaura, davanti al proprio pubblico, si può chiudere la serie con gara 3 che si giocherà a Trieste. Ieri è finita 76-91 per i giuliani, che hanno vinto dunque a Forlì. Reyes è un chirurgo che incanta. Brooks, primo tempo pazzesco, voti alti. Il più alto è stato dato a Ruzier. Raffaele Baldini scrive: che ve lo dico a fare? Michele prosegue sulla falsariga di quanto fatto vedere in gara 1, elargendo onnipotenza cestistica praticamente da ogni zona del campo, fra assistenze dal timing svizzero e canestri di assoluto talento. Ma anche gli altri hanno ben figurato. Christian, l'allenatore, prova di grande maturità e si può crescere, ha detto nel dopogara. Qui alcune immagini, la curva nord a Forlì, ma anche Candussi in un'azione di gioco e Ruzier a contrasto con Fabio Valentini che lo marcava. Finali Under 15 a Troia di Futurosa, votato come miglior coach per le giovanili femminili. Siamo al calcio con la Triestina, spesi 18 milioni per sostenere la Triestina. L'amministratore delegato Stella e il direttore
generale Menta, la società era praticamente fallita con 30 decreti ingiuntivi. Per noi una stagione da 8 in pagella. Ripercorriamo i momenti principali della conferenza stampa che si è tenuta ieri mattina allo Stadio Rocco. È stata sicuramente un'annata, per essere la prima annata in 10 mesi che io considero un'annata da 8 pensando da dove siamo partiti, perché io ricordo con gli amici che ci hanno ridato il simbolo, il nostro marchio all'inizio del campionato, che sono arrivati qua forse i primi di luglio, e noi parlavamo così, speriamo di arrivare ai playoff, loro hanno detto ci basterebbe non soffrire come l'anno precedente. Triestina da 8 in pagella per la dirigenza dell'Unione, che ha guardato ai suoi primi 10 mesi dall'insediamento della nuova proprietà. Un bilancio positivo, ma che deve necessariamente migliorare e puntare alla vittoria del campionato il prossimo anno, perché l'obiettivo rimane quello della promozione in Serie B. Noi vogliamo creare una squadra con mentalità alta, intensità alta, con qualità alta. Vogliamo vincere, punto. Il prossimo anno sarà qualcosa speciale. Anche per i nostri tifosi torneremo a Rocco ogni settimana. Abbiamo, come ha detto Seba, abbiamo un campo per allenamento. Il primo anno in Serie C è stato piuttosto dispendioso. Si parla di un'annata costata circa 18 milioni di euro su una previsione di spesa di almeno la metà. A pesare i debiti ereditati dalle gestioni precedenti e le trasferte per giocare in casa a Fontana Fredda, costate circa 1.800.000 euro. Abbiamo trovato una situazione finanziaria che si è presentata molto più complessa di quella che avevamo previsto. Quindi lo sforzo per sistemare da un punto di vista dei numeri la società è stato il doppio di quello che si aspettava. Non sono frottole quando parliamo di 18 milioni di euro per un anno in Serie C. Entrando in argomenti più legati allo spogliatoio, la dirigenza ora si prenderà qualche giorno per parlare con i giocatori e valutare chi e quanti della rosa attuale faranno parte del gruppo squadra per la prossima stagione. Riguardo all'allenatore, l'ufficialità arriverà a giorni. I nomi più gettonati sono quelli di Michele Santoni, allenatore del Dordrecht nella Serie B olandese, e Massimo Donati, quest'anno nella panchina del Legnago. Quei due nomi là sicuramente sono due nomi che stiamo considerando in maniera molto attenta. Proseguono le trattative con il comune di Muggia per il centro sportivo Montedoro e con il comune di Trieste per ricevere in concessione lo stadio, considerato un asset societario molto importante. Scelte tecniche e disciplinari alla base delle esclusioni di alcuni giocatori nelle ultime partite. Un paio di giocatori che non hanno giocato, queste sono le scelte tecniche, ma anche un po'. Devi essere parte del gruppo, sempre. Se non parte del gruppo non puoi stare qua, basta. Noi siamo qua, abbiamo voluto ovviamente questa conferenza stampa perché vogliamo dirvi che siamo prontissimi. Siamo prontissimi con una gran voglia di fare. Questo è emerso ieri, poi altri approfondimenti possibili anche dalla conferenza di ieri riguardano proprio il futuro con il centro sportivo a Montedoro e con la voglia di ottenere la gestione dello stadio Rocco. Se ne è parlato a lungo, il piccolo lo riprende, infatti scrive: gestione del Rocco e centro sportivo, solo la burocrazia potrebbe fermarci. Proseguono parallelamente le due questioni storiche, stiamo lavorando in sinergia con i comuni di Trieste e Muggia, sono ottimista, è stato detto dalla dirigenza. Il femminile, le alabardate dopo 4 stagioni devono scendere in eccellenza, un girone d'andata sufficiente, poi un calo fino al pesante KO casalingo contro il Venezia, l'esclusione dell'Aquila ha tolto 4 punti in classifica. Il triestino Frank conquista il pass per le Paralimpiadi. Grande exploit a Lucerna del talento azzurro dei Vigili del Fuoco Ravalico, professore dell'Istituto Carli Da Vinci Sandrinelli. Il triestino Marco Frank Ravalico, vincendo la finale del 4 con PR3 Mix sul Rothsee Lucerna in Svizzera, ha conquistato il pass per le Paralimpiadi di Parigi 2024. Una gara da manuale, quella del 4 con italiano, con Marco Frank, Tommaso Schettino, Carolina Foresti e Greta Elisabeth Muti ed Enrico Daniello al timone, che partiva fortissimo cercando subito la testa della gara. Era il Brasile tra i 6 finalisti a cercare di impegnare i para-rowers azzurri, che però si distendevano trovando da subito un'eccellente sincronia e un colpo in acqua, e dunque qui il momento di esultanza del triestino che festeggia il pass per Parigi.
La pallanuoto Trieste in acqua per centrare il 7° posto, parte la sfida alla Telimar, ultimo atto stagionale per la prima squadra maschile della pallanuoto Trieste, oggi in acqua alle 15 nella piscina comunale di Palermo per affrontare la Telimar nella gara 1 di finale playoff che assegnerà il 7° e l'8° posto nel massimo campionato nazionale. Semifinale play-out, Pallamano Trieste a caccia della vittoria in casa del Pressano. Domani alle 20 i biancorossi dovranno vincere per poter portare la contesa alla bella. Nell'altra semifinale Rubiera è in vantaggio su Cingoli. Per l'ippica Domingo Bara Montebello non smentisce il pronostico, dominando il centrale. Oggi si gioca la finale e la Coppa del Nono. Stasera l'Atalanta gioca la finalissima di Europa League contro i tedeschi del Bayern Leverkusen. Vincesse pure la Fiorentina in Conference, sarebbero 9 i pass continentali per l'Italia ed è uno dei casi rari in cui si presentano così tante squadre italiane in Europa distribuite in diverse competizioni. E la finale che comincerà alle 21 allo stadio di Dublino tra l'Atalanta e i vincitori della Bundesliga, ovvero il Bayern Leverkusen, allenati da Xabi Alonso, ex anima del centrocampo del Barcellona di Leo Messi. Via libera dagli esami e Sinner vola a Parigi. L'azzurro pare aver superato i problemi all'anca accusati prima di Roma. Roland Garros può diventare il nuovo numero 1 al mondo scalzando Djokovic. Il caso Zhang non paga, l'Inter passerà al fondo Oaktree. E invece vediamo anche la scomparsa di Schellinger che vinse tutto con il Milan in lutto, ricordato in questo articolo. Costretto a vincere, gara accorciata per neve, Pogacar lascia fare, Baby Pellizzari quasi trionfa, poi la maglia rosa in surplace fa cinquina, scusa Giulio ti regalo la maglia, lo vediamo in questa foto e che ci aiuta a chiudere la rassegna stampa anche con la pagina sportiva. Noi ci fermiamo per andare in pubblicità, tra poco saremo in compagnia del sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovec. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, siamo in compagnia del sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovec, ben trovato. Buongiorno, dobar dan a tutti. Dunque, sindaco, ci sono delle novità importanti che riguardano la cartiera e anche la stagione di Portopiccolo, ne parlavamo adesso fuori onda, me lo ha comunicato praticamente lei poco fa. Per quanto riguarda la cartiera di Duino Aurisina, con l'arrivo del gruppo Mondi si è ritrovata nuova linfa per dare avvio alla produzione, così? Oh, certo, domani sarà un grande giorno, verrà posata la prima pietra, quindi l'inizio formale dei lavori per il nuovo stabilimento industriale della Mondi. Un investimento di 200 milioni di euro che in un anno, tra un anno e 2 anni di lavori, anche prima forse, darà nuovo impulso a quell'impianto industriale. Ricordo che è una struttura in crisi da sostanzialmente 2 decenni, da 20 anni. Il numero degli occupati è passato da 700 lavoratori a più o meno 200 di oggi. Al momento sono sostanzialmente fermi in attesa dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'impianto industriale. Però ecco, ci sarà la prima pietra con un progetto che porterà a un impianto moderno, al passo coi tempi, che garantisce non soltanto posti di lavoro e uno sviluppo economico, un futuro economico, ma anche sostenibilità ambientale, in quanto ogni industria oggi deve sottostare a tutta una serie di paletti che sono in base alle norme nazionali, ma soprattutto europee, di tutela ambientale e della salute dei lavoratori. Quali sono le intenzioni del gruppo in termini di prospettiva? Cioè, appena si insedierà, c'è già un progetto industriale che può guardare un ampliamento, oppure in qualche modo all'inizio si terrà contenuta la situazione anche di organico, di investimenti, di macchinari? Beh, in questo momento stanno piuttosto diciamo, riservati nel esprimere programmi per il futuro. È chiaro che un investimento di 200 milioni di euro non è buttato lì al vento, quindi da quel che ho capito vanno innanzitutto a ristrutturare la produzione, non si produrrà più carta patinata che non ha mercato,
oggi a livello locale, a livello internazionale, ma produrranno cartoncino da carta riciclata, quindi per essere chiari gli imballaggi di quello che ci arriva per posta dal commercio online. Il passo successivo, da quello che ho capito, potrebbe essere, probabilmente lo sarà, un impianto che andrà anche a sagomare un po' le confezioni, quindi una prima lavorazione del cartoncino per destinarlo poi al produttore, all'usufruitore finale. Certo. Io credo che sia una bella cosa, l'investimento e il nome dell'imprenditore, della grande azienda Mondi, è già di per sé una garanzia. E se poi pensiamo che per 20 anni si pensava soltanto a come e quando chiudere, ecco, la notizia dell'acquisizione di 1 anno e mezzo fa circa è stata una grande notizia. Abbiamo fatto una corsa contro i tempi anche per arrivare a tutte le autorizzazioni, devo ringraziare i miei uffici, l'iter burocratico in questi casi è complesso e davvero si sono messi in 4 anche a livello comunale per sostenere l'imprenditore in collaborazione poi con gli uffici autorizzativi regionali, e quindi siamo arrivati. Per gli austriaci, che sono i nostri interlocutori, siamo stati comunque lenti, ecco, loro sono abituati a un approccio molto più veloce, si stupivano di ogni rallentamento, però ecco, devono crederci se diciamo che abbiamo fatto molto molto velocemente. Domani possono partire. Però questa, Sindaco, è un po' la riprova del fatto che in Italia bisogna rivedere qualcosa da un punto di vista di procedure, di burocrazia. Lei che è sindaco, cioè, penso che di esempi nel suo cassetto ne ha tanti, no? No, è tutto lento, ma poi dobbiamo immaginare anche che quel luogo non è una periferia degradata, quindi stiamo pensando a un'industria che oggi in quel luogo ha le foci del Timavo, sul mare, in una zona che è protetta dal punto di vista naturalistico, quindi un habitat protetto Natura 2000, una zona archeologica, storica. Lì un impianto industriale non si farebbe, probabilmente non si farebbe nemmeno un bar in quella zona lì con le norme di oggi. L'industria c'era già, quindi ogni intervento deve essere però rapportato a quelli che sono i parametri di tutela e rispetto ambientale, storico odierni, e poi anche rispetto per la salute dei lavoratori, ma anche di chi sta attorno, perché è chiaro che chi vive a San Giovanni, Duino, Monfalcone è poco interessato alle prospettive economiche, pensa alla qualità della propria vita, e lì anche le norme nazionali e gli uffici devono dare garanzie di rispetto di ogni regola. Assolutamente. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno dottor Gullotta, io sono Prega. Prego. Senta, io ho mandato una mail anche non tanto lunga, abbastanza breve, e niente, e diciamo è anche di presente sindaco di Duino Resina, non so se si può avere questi problemi dalle sue parti che sono vicine. Comunque vado a dunque, che ho dato un titolo, che voi vi siete anche occupati recentemente del cronaca locale. Trieste non è più sicura, chi ci rimetterà? Provo a leggere perché è breve. Stavolta voglio parlare di cose vicino a noi, vicino a me a Trieste, città dove io vivo. Sono ammalato, non esco di casa e quanto ho appreso, e di cui dirò, l'ho appreso dai notiziari di Tele4, il che mi ha inquietato, non poco sentendo di molteplici episodi di aggressioni, estorsione e anche collegati allo spazio di sostanze stupefacenti che avviene in piazza Goldoni e in prossimità, oppure all'interno del locale McDonald's, tanto che le autorità pensano, se ho capito bene, di fare chiudere i locali in questione per poter porre fine al fenomeno delinquenziale. Se a tanto siamo arrivati per poter fermare i delinquenti, diciamo pure dell'emergenza migratoria che si collega al delinquere, viene da dire rispetto a chi ci rimetterà, e cioè chi con il lavoro campa e non potrà lavorare se l'esercizio in questione per motivi di pubblica sicurezza verrà chiuso, e seppure altri esercizi pubblici a destra e dovunque in Italia per analoghi motivi dovranno chiudere. A questo punto siamo arrivati, ripeto, e a vedere abbastanza i sentinelle per paura, e ne esce una mia critica e domanda allo stesso tempo: non si poteva fare qualcosa prima di diverso, e ancora oggi, variando da questo scenario di negozi tenuti chiusi e di persone cittadini che hanno paura di uscire di casa? Ecco, questo mi interessa, se voi interessa pure a voi. Ora ne parliamo, no? Prelaz. Grazie. Va bene, dottor Gullotta, grazie. Grazie, buona giornata. Mi collego alla domanda del telespettatore che solleva un tema sicurezza, a quell'articolo di oggi: stop del sindaco di Sgonico ai 100 migranti del Silos, prima cittadina Crovatin, contro il passaggio dell'ex ostello di Camposacro dal comune di Trieste alla prefettura. Se confermato servirà una vigilanza. Perché? Perché quando si parla di sicurezza non è solo
Trieste è un po' tutta la provincia che, in questo caso si parla di richiedenti asilo, ma poi ci sono anche oggi 3 triestini fermati per spaccio nel comprensorio Ater di Città, di Piazzale De Gasperi, quindi è un po' a macchia di leopardo una situazione che sì, la polizia sta seguendo, ma che poi preoccupa i cittadini, che magari prima vedevano certe zone come intoccabili, ora furti di qua, rapine di là, insomma ce n'è un po' dovunque, no Sindaco? No, certo, il tema sicurezza è un tema molto sentito in ogni luogo. Devo dire che il nostro comune, Duino Auresina, è un'oasi tutto sommato felice, incide poco la criminalità, ci sono pochi casi di aggressioni, credo siamo quasi a zero. C'è stato un incremento dei furti nelle case, nelle automobili negli ultimi mesi e le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli. Io stesso ho invitato attraverso gli incontri pubblici, i social media, la gente a tenere gli occhi aperti. Ecco, quando vediamo qualcosa di sospetto, qualcuno che guarda con sospetto nel giardino degli altri, ecco, senza creare paranoie, ma stiamo più attenti e magari una chiamata, una segnalazione 112, anche una di troppo, fa meno male come dover rimpiangere di non aver segnalato qualcosa che andava segnalato. Siamo una zona di confine, quindi passa di tutto da noi, attraverso Duino Auresina passa il mondo, sono collegati i Balcani con l'Italia, con il centro Europa sostanzialmente, quindi c'è molta attenzione delle forze dell'ordine, abbiamo una caserma, 2 caserme dei carabinieri e un commissariato di polizia. Con l'approvazione del consuntivo di bilancio a fine giugno andremo a pubblicare anche un bando per finanziare, dare dei contributi ai privati per l'installazione di impianti di allarme. Dovremo dotare di impianti di allarme tutte le scuole e gli edifici pubblici. In questo momento non ci sono impianti di allarme a tutela delle scuole, per esempio, che soprattutto nei weekend e nei mesi estivi sono lasciate a se stesse. Abbiamo avuto un'infrazione, un'intrusione notturna proprio qualche giorno fa in una scuola ad Auresina, senza grossi danni, senza furti, però questo problema c'è, non è stato affrontato negli anni scorsi, dobbiamo dargli tutta l'attenzione. Ecco, veniamo anche un po' stimolati dalle forze dell'ordine, è paradossale che lo stesso municipio, ecco, la notte non è protetto da niente, né da sistemi di allarme elettronici né da vigilanza, quindi un po' di attenzione in più ci vuole, qualche investimento in questo settore ci vuole ancora e soprattutto stiamo completando il piano delle telecamere sugli incroci, telecamere di nuova generazione con riconoscimento targa, collegate con tutte le centrali operative delle forze dell'ordine, quindi si sta facendo molto, ma è importante l'attenzione dei cittadini, la prudenza dei cittadini che in prima persona possono collaborare con le forze dell'ordine per la propria sicurezza. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Dottor Gugliotta, buongiorno a lei e al suo ospite, sono Fulvio. Prego. E ben vengano i controlli, però io dico, tutte le persone che vengono accolte, che sono al Cile o sono in qualsiasi altro posto qua nella zona di Trieste, si sa... Pronto, buongiorno, mi sente? Sì, abbiamo già sentito la prima parte, Fulvio. Ah, mi scusi. Prego. Allora, si sa a che ora escono la mattina, dove mangiano, dove dormono, a che ora rientrano la sera, tipo collegio, dai. Ci sono tanti ragazzi che hanno fatto il collegio, li conosco io personalmente, io per fortuna no. Non si poteva entrare e uscire quando si voleva e si aveva 17-18 anni. Allora, ben vengano i controlli con telecamere, ma bisogna anche sapere questa gente dove e come si muove. Le forze dell'ordine anche, purtroppo, hanno tantissime volte le mani legate. Ma deve partire dal vertice. Questa gente cammina per strada benissimo, dammi per favore un documento, non hai il documento, non puoi circolare. Punto, non è che si possa lasciare così dei ragazzi andare a destra e a sinistra dove vogliono. Quelli che arrivano da fuori, come per esempio, non so, tutte le risse hanno detto che sono arrivati da Monfalcone, come sono arrivati qua? C'è un controllo nella stazione, nelle stazioni delle corriere, là dei treni. Quando scendono giù, tu da dove vieni? Che si vedano, no? Dai, uno che ha l'occhio, un poliziotto capisce, c'è la polizia ferroviaria anche. No? Un po' di controllo, vedrete che pian piano, tempo poche settimane,
non si muovono più tanto. Poi un'altra cosa, stamattina su Rai 3 parlavano del Portofranco Nord dell'Ovovia. Basta tirare fuori, è tutto contro legge, non è da discutere se l'Ovovia va bene o non va bene, quello sarà un discorso futuro, ma stanno facendo dei lavori in uno dei due punti franchi del Porto Franco internazionale, ma stiamo scherzando? C'è la legge 190, è una legge illegale e questi violano anche la legge 190 del 2014. Vorrei una risposta dal sindaco, perché siamo interessati tutti, signor sindaco, anche voi, se anche siete di Duino Urisina, ma fate parte del territorio libero di Trieste. Lo sviluppo economico, il bilancio separato, le tasse non gravate dal debito, l'IVA. Cosa ha determinato i confini della Repubblica Italiana? Il più bel paese del mondo. Con il 10% delle famiglie in miseria assoluta. 6 milioni di persone in Italia che non riescono più a mangiare. Ma stiamo scherzando? Un paese come l'Italia. Sentiamo la risposta del sindaco. Buona giornata a voi. Grazie. Sicurezza per primo come argomento trattato, e poi il livello l'Ovovia, il telespettatore ha detto che poi facciano quello che vogliono, circa, nel senso che è già stata affidata la gara, quindi credo che sarà a breve avremo qualche novità circa la possibilità o meno di realizzare la cabinovia. Non credo che se ne parlerà a lungo, perché essendo un progetto PNRR deve essere qualcosa di fatto entro il 2026, quindi i tempi sono anche stretti, la politica o comunque la burocrazia dovrà dare una risposta veloce a questo progetto. Beh, innanzitutto io credo che siamo in uno stato di diritto, quindi i progetti, soprattutto i grossi progetti, difficilmente possono essere sviluppati e soprattutto finanziati anche a livello europeo se sono in conflitto con le leggi nazionali o europee. Quindi sono altri chiamati a vigilare su queste cose. L'Ovovia si farà se risponderà a tutte le norme in materia. So che ci sono dei contenziosi, ci sono delle opposizioni. Sì, certo. Da sindaco del comune vicino non mi intrometto più di tanto, non è che siamo disinteressati, perché ovviamente anche il discorso e le ripercussioni sulla viabilità saranno di spettro abbastanza ampio, e quindi ogni cambiamento, ogni intervento di questo tipo a Trieste o Picina, sull'altipiano, si rifletterà anche sulla qualità della vita, sui trasporti, sui ritmi dei comuni confinanti. Però ecco, è una cosa sulla quale non possiamo, io aggiungerei anche non devo intervenire, se ne occupano altri. Il tema sicurezza e migrazione, è un tema epocale comunque, è un fenomeno che non possiamo respingere, non possiamo non affrontare, dobbiamo affrontarlo e gestirlo alla meglio. Sono controllati o non sono controllati? Io sono certo che la prefettura, che sovrintende poi a questi centri, è chiamata ed è obbligata anche a tenere un certo ordine. Chi sta lì è identificato, è sostanzialmente anche controllato. Io stesso, quando vengo fermato dalle forze dell'ordine, mi vengono chiesti i documenti, ma anche i documenti del passeggero se c'è qualcuno in auto, quindi immagino valga la stessa cosa per tutti. Poi ecco, visto che è un fenomeno che durerà sicuramente, non si ferma nei prossimi mesi, nei prossimi anni, sarà un fenomeno, quello migratorio, che durerà molto tempo ancora, perché il mondo e le popolazioni da che mondo in mondo si spostano cercando una vita migliore, scappando dalle guerre, scappando dalla miseria, scappando da tante cose, o rincorrendo un sogno e più prospettive per le proprie famiglie. È un fenomeno quindi che va gestito, e dobbiamo essere capaci di gestirlo. Ci sono ragazzi giovani, ragazzi sani, vediamo di capire cosa vogliono, dove vogliono andare, come e quanti possiamo accogliere, e se rimangono qui è chiaro che non possono essere lasciati a bighellonare sul Carso o in città, perché chi si annoia, soprattutto se è giovane, se è forte, se è in salute, se è pieno di energia, uno che si annoia poi per forza di cose rischia di far danni in un senso o nell'altro. Quindi se rimangono qui vanno sicuramente formati, istruiti, vanno inseriti anche nel tessuto lavorativo. Paradossalmente è un'epoca dove c'è grande carenza di manovalanza sia nell'industria
che nelle manifatture, nell'artigianato, nell'agricoltura, nei servizi, ovunque io vada, bar, ristoranti, stabilimenti balneari, dappertutto cercano personale, cercano il grande chef, ma cercano anche i lavapiatti, cercano il cameriere, cercano tanti profili. E così in agricoltura, che non si trovano più lavoratori, un tempo nelle aziende agricole venivano dalla Slovenia e dalla Croazia, ultimamente, negli ultimi anni, vedo già che si sposta anche la ricerca, vengono dai paesi dell'est, dalla Polonia, dalla Romania, quindi è sempre più difficile tornare a trovare personale, perché qui i nostri figli, i nostri ragazzi, le nostre famiglie, i nostri cittadini cercano di fare dei lavori più gratificanti e forse meglio remunerati, bisogna trovare altri che facciano altro. Sì, sì. Una mail dice: buongiorno a tutti, non si potrebbe mettere l'esercito che giri per Trieste sia di notte che di giorno per garantire la sicurezza dei cittadini? Poi quello dell'esercito è sempre stato un punto di domanda riguardo alle capacità, le possibilità che ha il militare a livello proprio giuridico di poter controllare i cittadini. Infatti sono spesso affiancati dalle forze dell'ordine. Certo, l'esercito viene utilizzato nelle grandi città, assolutamente. Se andate a Roma vedete che c'è l'esercito davanti a ogni palazzo, a ogni ambasciata, ogni obiettivo sensibile. Anche da noi c'è l'esercito, anche in città, davanti alla sinagoga e in tante altre zone. Deve essere supportato, affiancato dalle forze dell'ordine, perché sono pur sempre dei militari. Ecco. O vogliamo immaginare uno Stato militarizzato con militari e coprifuoco in ogni dove H24, oppure l'esercito, che comunque è un esercito professionale, non è un esercito nemmeno più di tanto ampio, non ci sono più i militari che c'erano qualche decennio fa, quindi sono delle forze dell'ordine fino a un certo punto destinate alla protezione civile. Si possono utilizzare in casi estremi, in casi di emergenza, però di norma sono altre le forze di polizia, soprattutto quelle civili, che devono garantire l'ordine pubblico, e poi anche un po' i cittadini stessi, collaborando tutti un po' di più nel cercare di mantenere l'ordine. Sentiamo ancora una telefonata, poi parleremo anche della stagione estiva a Duino Orisina. Buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno a loro signori, buongiorno ai testini friulani e un buongiorno a Fulvio e alla Nivea e tutte le persone che praticamente sono arrivate seconde, perché io è da 10 anni che brontolo con queste cose. Controllate ognuno in piazza a Trieste lì, e vedere dove vanno, se hanno i documenti, se non hanno i documenti via, e non c'è problemi, e sono cose troppo grosse, ma per forza, se non siete in grado di risolvere le cose grosse, lasciate in pace, lasciate a Fulvio che ha detto che bisogna controllarli, lasciate a Fulvio e agli altri, perché continuate a sedervi lì e tutti pronti quando bisogna votare, tutti pronti a dire faremo così, faremo colà. Se uno ruba, se uno fa qualcosa, se uno picchia qualche vecchietto, picchiamolo a nostra volta e così impareranno. Non si può mettere telecamere dappertutto e inondare con dei cosi le città. Abbiamo i telefonini che emettono delle radiazioni. Cosa vogliamo? Ancora telecamere e tutti questi cosi elettrici? Allora a un certo punto dopo ci scoppia il cuore. Ma non lo so io, non riuscite a fare un bel niente, ma possibile che non si possa mettere sul confine? Signor Gullotta, lei mi aveva promesso che andava più volte in confine. Ci andrò. È stata una volta sola dopo che 10 anni che io continuo a battere questo qui. Ringrazio la Nivea, il Fulvio e la Luisa e la Marisa e tutte quelle persone che hanno seguito il mio discorso. Finalmente, ma grazie, mandi. Grazie, sì, come si chiama? Franco, ci andrò, e non è che decido tutto io da solo qua dentro, insomma è un lavoro di coordinamento che spetta anche ad altri, quindi insomma faremo passaggio nuovamente anche lungo il confine che con Schengen e i rapporti con la Slovenia ha visto questa sospensione proprio di Schengen stessa per i controlli cosiddetti dinamici, che hanno portato qualche effetto. Sicuramente non è stato un confine blindato, bisogna dire questo.
No, è un confine che non c'è sostanzialmente. Io ero bambino qualche decennio fa, alle spalle di Malchina, qualche centinaio di metri da casa mia a Malchina, c'era il filo spinato e c'era la guardia armata. Era un altro mondo. Oggi non c'è filo spinato, non c'è guardia, ci sono dei controlli in questo periodo intensificati ai valici, quindi quelli minori e quelli principali. Al valico di San Pelagio ci sono regolarmente polizia, carabinieri, ma ci sono anche tutti gli altri valici, però è chiaro che il malvivente, sapendo che i controlli sono intensificati, chi deve trasportare qualcuno o qualcosa di illegale evita di passare per la strada asfaltata e il confine è talmente ampio che è un confine boschivo che si passa senza alcun problema se si vuole farlo. Quindi ci sono altri modi per controllarlo. E il confine di Schengen è stato spostato poi successivamente alla Croazia, quindi anche tra Croazia e Slovenia non ci sono controlli ai confini. I confini europei si sono spostati all'esterno, bisogna capire come controllare i confini esterni dell'Europa e non quelli interni. Controllando, intensificando i controlli su quelli interni andiamo a vanificare quello che è stato il senso del trattato di Schengen, che creava un libero spostamento delle persone e un libero mercato, quindi un approccio di federazione di repubbliche e non di una somma di stati unitari e chiusi ciascuno in se stesso. I controlli poi si possono intensificare quando c'è l'emergenza, però di norma sarebbe un passo indietro ripristinare tutto quello che c'era. Non voglio immaginare che i miei nipoti un giorno rivedano il filo spinato alle spalle di Malchina. Senta, Sindaco, come sta procedendo per quanto riguarda la stagione estiva, tutta l'opera di allestimento della Baia di Sistiana, di Porto Piccolo, che mi diceva poco fa ci sono delle novità, insomma è tutto pronto? È tutto pronto tranne il meteo. L'anno scorso era il contrario, si è partiti un po' più tardi con il meteo che aveva anticipato l'estate. Quest'anno abbiamo visto un anticipo di estate un mese e mezzo fa e poi è tornato, abbiamo ripreso i piumini e i capi pesanti dagli armadi e dalle soffitte. È un'estate che stenta a partire, piove in questi giorni, pioverà per tutto il weekend, più o meno ancora qualche giorno della prossima settimana sicuro. Gli stabilimenti però sono pronti. Abbiamo affrontato il problema delle mareggiate con grossi interventi, i privati hanno fatto il loro, il comune ha fatto un grosso intervento di pulizia a Canovella de Zoppoli, soltanto quell'intervento di pulizia, quindi la marina di Aurisina, tra Aurisina e Santa Croce. Abbiamo rimosso 150 grossi sacchi, enormi sacchi di ogni tipo di rifiuto, legname in particolare, con l'ausilio di un elicottero, un intervento che è costato soltanto lì oltre 70.000 euro. Poi in tanti altri interventi di pulizia nei porti, sulle spiagge, i gestori concessionari degli stabilimenti, poi che siano le Ginestre, Porto Piccolo o Castereggio, hanno fatto ciascuno il proprio lavoro, le società nautiche hanno ripristinato i pontili, quindi la mareggiata è un po' un incubo quasi dimenticato, anche se dobbiamo ricordarcelo per il prossimo inverno e soprattutto per creare un approccio di protezione delle nostre coste che sia duraturo, programmato e non soltanto una risposta alla mareggiata, perché può essere che si ripeta tra 20 anni, ma se i cambiamenti climatici sono reali può essere che succeda che questa frequenza sia molto più intensa e ripetitiva, quindi anche come evento. Sì, vero. Dicevo, come partenza della stagione, a livello comunale ci sono la spiaggia di Castereggio, il compressore di Castereggio, che ha aperto formalmente il 15 maggio con chioschi, con lettini, però ecco, con pioggia e vento non c'è una grande affluenza. Flusso, Caravella aveva aperto già prima, a Caravella in particolare è stata inaugurata questo weekend anche la discoteca Base, l'ex Cantera, con un pienone già la prima sera e adesso con serate che si ripeteranno per tutta l'estate ogni giorno con programmi diversi, con eventi, con ospiti. Porto Piccolo proprio domani giovedì sera ha una grande festa inaugurativa, un opening party con mi sembra 400 invitati, anche loro sperano nel bel tempo perché sono 400 invitati stipati negli spazi interni, saranno un po' complicati, però ecco, vogliono lanciare anche loro la stagione con la spiaggia Puro Beach
rifatta con tutta una serie di nuove attrezzature. A breve aprirà il wellness con un grande gestore privato, l'imprenditore che gestisce già le terme Saturnia e altri impianti di questo tipo in Italia, sarà il gestore del wellness di Portopicolo, e l'Hotel Tivoli ha aperto un hotel 5 stelle superior, quindi un grosso hotel, hanno aperto nuovi bar e nuovi negozi, nonostante quindi la crisi degli inverni scorsi, io credo che il nuovo gestore sta facendo il massimo per rilanciare quel comprensorio. Ci sono poi le società nautiche che hanno regate ogni weekend, la stagione poi formalmente balneare con ordinanza firmata da me, quindi dal sindaco, parte il 1° giugno, finisce a metà ottobre. In questo periodo c'è non solo la facoltà ma l'obbligo dei gestori degli stabilimenti di garantire servizi, sicurezza, quindi bagnini e quanto serve in tutte le spiagge. Molta attenzione anche ai disabili, che possono essere disabili fisici dalla nascita, ma io dico sempre l'attenzione a chi non ce la fa, a chi ha qualche tipo di disabilità, e l'attenzione semplice anche a chi ha già una certa età. Per forza di cose, se non moriamo giovani, saremo tutti destinati a una progressiva disabilità, a un rallentamento, a delle difficoltà di movimento, a tutto quello che porta l'invecchiare, dover accettare dei ritmi diversi. Ecco, l'attenzione quindi alla disabilità, a chi non ce la fa oggi, è un investimento per il futuro anche di noi stessi. Di tutti quanti, certo, assolutamente. Allora, sentiamo un'altra telefonata, poi andremo in pubblicità. Buongiorno. Buongiorno, un caro saluto a tutti. Volevo fare una domanda specifica al sindaco, che è una domanda però che richiede una premessa. Già negli anni scorsi più volte ci sono state crisi di siccità che hanno interessato il Carso classico, sia il Carso triestino che quello sloveno, crisi che hanno interessato anche la Bassa Isontina più raramente e l'Istria, da parte croata soprattutto. Per il futuro si prevede, almeno così dicono i climatologi, che ci sarà sempre maggiore necessità di disporre di riserve idriche importanti, si parla di riserve. A San Giovanni di Duino abbiamo un enorme, grandioso patrimonio idrico che è potenzialmente disponibile e che è costituito dal ramo terzo del Timavo, il quale ha una portata non inferiore a diversi metri cubi al secondo. È una portata per i profani tale da sopperire ad ogni emergenza. Quest'acqua è stata a suo tempo abbandonata per i motivi che conosciamo negli anni 70, per problemi igienico-sanitari, ma rappresenta tuttora, secondo me, una fonte inesauribile per tutte le esigenze non strettamente potabili, come esigenze agricole, incendi, lavorazioni industriali, lavaggi. A proposito di lavaggi, ricordo che attualmente vengono sprecate centinaia, se non migliaia di metri cubi di acqua potabile preziosissima sul Carso a Trieste solo per lavare le automobili, e questo è un delitto ecologico. Veniamo al dunque, non sarebbe male organizzare la struttura di un progetto di massima che preveda la creazione di un acquedotto ausiliario, parliamo acquedotto ausiliario secondario, che potrebbe garantire a tutto il territorio una garanzia idrica eterna nel senso che queste fonti d'acqua non si esauriranno mai. L'Europa vedrebbe sicuramente in modo positivo un progetto del genere, quindi non credo che mancherebbero finanziamenti, anche perché quest'acqua potrebbe servire Slovenia e Istria e Croata attraverso tubazioni differenziate secondarie. Volevo sapere che ne pensa il sindaco sull'argomento. Grazie e buona giornata. Grazie, allora affronteremo questo e tutto il resto tra poco, perché siamo un po' in ritardo con la pubblicità, quindi restate con noi e ritorniamo tra qualche minuto. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, andiamo subito da Gianluca Paladin che ci racconta gli sviluppi di ulteriori casi di cronaca che hanno a che fare con la città di Trieste, poi risponderemo alla telefonata di poco fa del sindaco riguardo alle potenzialità idriche del territorio, avremo anche una telefonata, cercheremo di andare veloci, lo prometto. Buongiorno Gianluca.
Buongiorno Bernardo, a te e al tuo ospite. Siamo in Piazzale De Gasperi, al complesso Ater, vicino a Via Cumano, il luogo dove si è di fatto conclusa l'operazione della polizia locale, durata molto tempo. Un'operazione che ha garantito di arrestare tre triestini spacciatori di hashish. Pensate, sono state sequestrate 15 panette dagli uomini della polizia locale che hanno permesso tra l'altro in flagranza di arrestare queste persone. Un vero e proprio blitz. Gli investigatori avevano fiutato qualcosa in questa zona, uno scambio frequente di droga tra persone che sono poi risultate essere appunto tutte triestine, un 52enne, un 53enne e un 63enne, i tre coinvolti nello spaccio di droga che avveniva, pare, appunto in questa zona tra i palazzi Ater e forse anche coinvolto un garage qua vicino di Via Cumano. Naturalmente maggiori dettagli nelle prossime ore con il servizio di Tele4 per questa importante operazione che ha portato in manette 3 persone. Appunto parliamo di quantitativi di droga veramente elevati, 15 panetti, migliaia di euro anche sequestrate oltre alla droga. Un altro caso invece molto delicato che dobbiamo segnalare è quello di ragazzi minorenni di una scuola triestina, di una scuola media di Triestina, che sarebbero stati rapinati fuori da scuola da ragazzini un po' più grandi, da adolescenti che gli avrebbero derubati di soldi e le merendine, quelle che normalmente i ragazzi portano a scuola. Una denuncia è arrivata ai carabinieri, i quali confermano l'episodio. Almeno un genitore di un ragazzo rapinato si è rivolto alle forze dell'ordine. Ovviamente anche su questo caso di cronaca maggiori aggiornamenti nelle prossime ore. Bernardo, cercherò di fare in fretta anch'io, spostandomi ora in un altro luogo per una segnalazione di cui anche tu mi parlavi prima, quindi casomai ci rivediamo fra poco. Ti restituisco la linea. Allora, grazie a Gianluca Paladin. Sindaco, sentiamo chi è al telefono, poi torniamo alla risposta di poco fa della telefonata sul bacino e le potenzialità idriche del territorio confinante tra Slovenia e Italia. Buongiorno. Buongiorno, chi è in linea? Pronto? Nulla, non sento la telefonata. Allora diamo la risposta in questo frangente con questo progetto che si potrebbe attivare coinvolgendo l'Europa, però, perché mi pare di capire che comunque è un qualcosa di fattibile ma con risorse importanti. Sicuramente l'acqua è sempre stata un elemento importantissimo sul Carso, ne testimonia la presenza di tantissimi pozzi. Ogni casa un po' più facoltosa, diciamo, investiva nel pozzo in quanto una risorsa importantissima quando non c'era l'acquedotto. Quindi l'acqua mancava sempre, i fiumi non ci sono, i laghi non ci sono, abbiamo il Timavo. Al Timavo c'è l'impianto del Randaccio che è tuttora operativo e funziona anche da impianto emergenziale. In caso di emergenza si può attivare un sistema di pompaggio anche dell'acqua del Timavo. Per il resto l'acqua per Duino Orisina, come per tutta la provincia di Trieste, ci arriva dall'Isontino, non è l'acqua del Timavo, seppur in tanti pensano che stiamo bevendo l'acqua che esce dal Timavo, mentre la Slovenia ha un grosso bacino, un sistema di pompaggio nella zona di Brestovica. Bisogna pensare a investire in questo, da un lato nel immaginare anche a fini agricoli un nuovo acquedotto. È vero, come ha detto il signore, si vanno a pulire le automobili con acqua potabile, si utilizza l'acqua potabile anche però per gli sciacquoni, quindi per i servizi igienici, anche per lavarci. Ecco, potremmo utilizzare acqua meteorica, acqua piovana distillata, ripulita, sterilizzata. Si utilizza acqua potabile anche nell'agricoltura per irrigare vigneti sempre più presenti, uliveti, ma soprattutto orti. Quindi un investimento in un acquedotto agricolo è un investimento che dobbiamo pensare, si sta già lavorando su questo. C'era un vecchio progetto della provincia di diversi decenni fa, io so per certo che la società Acquedotto del Carso, che è una partecipata pubblica, proprietà dei comuni di Sgonico, Morupino e Duino Orisina, sta già lavorando in questo senso, come dobbiamo lavorare anche nel recuperare le acque meteoriche. Abbiamo bombe d'acqua, quindi quando si riversa una quantità enorme di acqua che poi confluisce nella terra, confluisce nel mare,
potremmo invece in quei casi recuperarla, stoccarla in bacini, in contenitori, quindi in box enormi. Qualcosa di simile era stato fatto a San Dorligo della Valle per il sistema di irrigazione, però non dobbiamo sprecare l'acqua perché è un bene sempre più prezioso. Acqua che può venire utilizzata poi quando c'è siccità e succedono anche gli incendi per i sistemi di spegnimento, quindi antincendio per le forze dell'ordine, per la protezione civile. Tutta una serie di utilizzi che ci devono portare a investire, a sviluppare progetti. Lo stiamo facendo, ho nominato l'Acquedotto del Carso, ma anche la Cegas, che è invece il gestore più grosso, sta lavorando in questo senso. Sicuramente i finanziamenti pubblici, sia regionali che nazionali, come anche europei, nei prossimi anni daranno molta attenzione a quello che è l'affrontare la crisi climatica e quindi la miglior gestione anche delle fonti idriche. Sentiamo una telefonata, buongiorno. No. Prego. Buongiorno, sono Luisa. Prego. Volevo ringraziare il sindaco di Duino perché qualcuno ha rotto quelle fotografie in cimitero, no? Era i danni in cimitero del villaggio del pescatore, no? Al cimitero. E era dei danni, qualcuno che ha buttato le foto di mia suocera e ha fatto danni in cimitero. Allora mi volevo andare, mi ha telefonato il villaggio una signora, la mi fa non venire perché è il comune di Duino che ha messo a posto le foto. La ringrazio perché mia suocera stava al villaggio del pescatore e mio marito lavorava in cartiere del Timavo 41 anni e conosco bene quel posto perché assistevo mia suocera fino alla morte e mio marito è morto a 56 anni appena andato in pensione, che ha lavorato in cartiera del Timavo per Fabbri Editori, no? Sì. Ecco, e volevo tanto ringraziarlo, così non corri che vado al cimitero perché non sono più giovane e mi fa male anche un po' con la gamba. Okay. Ecco, vi ringrazio tanto perché ha telefonato, ha fatto col Facebook, che non capisco niente, una signora col Facebook e dopo voi che avete visto dove avete messo a posto la foto. Grazie tante. Grazie signora. Sì, confermo alla signora, innanzitutto su Facebook e Instagram appaiono i problemi prima ancora di venire segnalati ufficialmente al comune, quindi anch'io stesso, il sindaco, gli amministratori scoprono i problemi, vengono messi al corrente dei disagi prima dai social media che poi dalle comunicazioni ufficiali. Comunque cerchiamo di affrontare sempre emergenze di questo tipo. L'attenzione ai cimiteri è un'attenzione anche che viene ricompresa tra gli interventi del comune. Facciamo il possibile, ecco, tante cose non vengono fatte, fa piacere quando qualcuno esprime soddisfazione perché di solito siamo molto veloci a criticare, lo dico in prima persona, può essere anche un'autocritica, e siamo restii invece quando c'è da dire un grazie, quindi fa piacere sentire anche cittadini soddisfatti, come anche cittadini che non ci segnalano soltanto l'erba incolta e i problemi sulla strada, ma ci chiamano per dirci guardate è passata la spazzatrice fino all'anno scorso, fino a questa amministrazione non si è mai vista la spazzatrice a Duino Orisina. Ecco, noi abbiamo previsto la spazzatrice diverse volte all'anno, in questi giorni, ecco, pioggia permettendo, c'è la spazzatrice che passa in tutte le frazioni, in tutte le strade. Stiamo facendo un forte intervento di pulizia e manutenzione del verde stradale. Il problema è che sono 18 frazioni, abbiamo un territorio che è il doppio del territorio di Monfalcone come superficie e la metà della superficie di Trieste, con risorse però che sono ben inferiori a quelle di Trieste e anche quelle di Monfalcone. Finiamo l'ultima frazione che già bisogna ripartire con la prima, con investimenti grossi, poi alberi e tante altre cose. Gli investimenti, l'attenzione c'è ai massimi livelli, poi ben vengano anche le segnalazioni sicuramente di cittadini. Concludo dicendo però ecco, che in tanti sono molto veloci a fotografare il disagio, a fotografare il bottino con i rifiuti a terra. Io dico sempre che magari ci metti lo stesso tempo a prendere un sacco nero e raccogliere i rifiuti, portarli dove devono stare, nel cassonetto più vicino,
piuttosto che creare un post e rinfacciare poi all'amministrazione che è poco attenta. Si fa attenzione, ci si impegna, però tante cose poi vengono dipendono anche dalla maleducazione dei cittadini. Certo. Il caso di Sistiana Mare o delle spiagge, abbiamo rifiuti lasciati in spiaggia quando a pochi metri o a poche decine di metri ci sono dei cassonetti enormi, anche con l'immondizia, con la possibilità di differenziare le immondizie che vengono lasciati vuoti, però è più comodo lasciare la bottiglia e il barattolo in spiaggia. Le leggo una mail: buongiorno, sono una socia di una società nautica di Sistiana, volevo segnalare al sindaco di Duino Orisina che tutta la strada dall'incrocio che va giù in baia manca di manutenzione regolare, perché praticamente è sempre uguale da ottobre ad aprile dell'anno dopo. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Si può fare qualcosa, sindaco? Sì, allora non so quando è stata l'ultima volta in baia di Sistiana, la settimana scorsa abbiamo tagliato l'erba, abbiamo ripulito tutti i bordi stradali, è una strada provinciale, oggi è DR, e abbiamo spazzato, abbiamo previsto un'operazione di spazzamento oltre che pulizia delle spiagge e nella parte sottostante, nei parcheggi. C'è il problema del verde, degli arbusti del verde, che però sono tutti derivanti da terreni privati. La baia di Sistiana, a parte strade e piazzali, è tutta privata, non è pubblica. Ci sono diverse società, diversi privati proprietari. Abbiamo sollecitato tutti i proprietari a rispettare quello che è il codice civile, che prevede che ciascuno deve pulire le proprie particelle, i propri terreni. Se un albero o un muro cade dal mio terreno sulla strada, sono io a risponderne come proprietario e non il proprietario della strada. Questa raccomandazione viene rispettata fino a un certo punto, siamo più volte sollecitati a farla rispettare anche con ordinanze. Io cerco di non trasformare il comune in una forza, in uno stato di polizia. Preferisco insistere con le raccomandazioni, con gli inviti ai cittadini ad essere il più attenti, il più responsabili possibili. Allora andiamo a vedere anche altre mail. C'è una telefonata, sentiamo la telefonata. Allora, buongiorno. Pronto? Buongiorno? Non arriva. Leggo una mail: non è possibile dichiarare lo stato di emergenza a causa di questo dilagare di minori stranieri? Io non credo che i ragazzi che fanno risse in città abbiano alcun progetto di integrazione. Ricordiamo da quali realtà provengono, scrive una telespettatrice. Perché non utilizzare anche le guardie giurate? Domanda un'altra nostra telespettatrice, sempre sul tema sicurezza. In certe occasioni sono state utilizzate le guardie giurate, ma mi pare che siano più contesti privati, è corretto? Sì, ciascuna struttura privata dispone di una vigilanza, di un sistema di sicurezza proprio. Penso alla discoteca inaugurata in Baia di Sistiana il weekend scorso, c'era tantissimo personale destinato alla sicurezza, venivano controllati uno per uno tutti quelli che facevano ingresso, quindi non entrava un solo minorenne, ciascuno che entrava doveva avere un documento con sé. L'hanno chiesto anche a me, sono andato, ho detto sì, sono il sindaco, la conosciamo, però è la regola. Sono andato a prenderlo in automobile, sono andato a prendermi il documento e l'ho esibito. I ragazzi che vengono qui non hanno un progetto di integrazione, è chiaro. Il progetto di integrazione dobbiamo svilupparlo noi se riteniamo di accoglierli o se siamo costretti ad accoglierli, quindi è un problema molto più ampio. Non possiamo pagare sistemi di vigilanza privata che supportino regolarmente le forze dell'ordine. L'esercito, come si diceva prima, non può sostituirsi alle forze dell'ordine civili. Quindi è un sistema da gestire a livello nazionale. La prefettura, che richiamo sempre, è in prima linea su questo fronte, coadiuvata dalle forze dell'ordine, da polizia, carabinieri, guardia di finanza. Sicuramente anche i sindaci devono giocare il proprio ruolo. Ricordo che i minori stranieri non accompagnati vengono affidati come responsabilità ai sindaci, e spesso poi i sindaci si ritrovano senza risorse e senza spazi dove e come accudirli. Quindi è un problema che non è di oggi e non si risolve domani. Dobbiamo risolverlo con un approccio nazionale e io direi anche europeo, perché questo non è un confine esterno dell'Unione Europea. E chissà che magari dalle elezioni europee non vengano fuori novità su questo. Non so se lei ha fiducia nel nuovo corso di quello che sarà la futura Europa dall'8-9 giugno in poi.
Su questo argomento intendo dire. Sì, l'Europa cioè, cambia tanto secondo lei, scusi se interrompo, l'approccio di chi vincerà? Cioè che vinca un partito popolare, il partito conservatore indifferente, cambierà l'approccio all'immigrazione secondo lei? Io credo di no, deve svilupparsi l'approccio, deve crescere, non abbiamo dei schemi vecchi da applicare, quindi si va un po' a prove. Innanzitutto dovrebbe valere la logica che finché non si risolvono i focolai di crisi nei luoghi da dove provengono gli immigrati è chiaro che la gente scapperà. Vanno stabilizzate quelle zone, va stabilizzato il Medio Oriente, l'Africa, vanno stabilizzate le aree affinché chi vive lì possa continuare a vivere lì. Io penso che non sia piacevole per nessuno abbandonare la propria casa e andarsene, non era piacevole per i nostri padri, per i nostri nonni che abbandonavano i propri luoghi dopo la fine della seconda guerra mondiale per cercare fortuna, lavoro, prospettive in America, in Australia, in Nuova Zelanda. Non è stato assolutamente piacevole per chi ha dovuto abbandonare l'Istria sotto altri tipi di pressione. Non è piacevole per nessuno, quindi se noi creiamo i presupposti per tutti affinché possano restare, svilupparsi, lavorare e vivere dignitosamente a casa propria, non sceglieranno di andarsene. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, non è questo il mio problema è questo. Mi sono una triestina, i miei nati via Malcatton 4. Sì. Allora, sono passata per la costiera, la nostra alabarda povera, la sporca. Non capisco perché se noi la netta. Quella di Viale Miramare? Sì, ok. Ma sul fondo, quasi a Grignan. Sì, ho presente, dove ci sono le gallerie. Ma la porca, una settimana fa sono venuta a Trieste, perché è Trieste sta Guaronchi. Adesso sono passata ieri e la banda che di nuovo sporca. Ma puta, non vedi sta roba? Vedi solo quel che sei in centro. Va bene, lo faremo presente signora. Grazie. Grazie a lei e buona giornata. Buongiorno. Ho altre mail, dicono: ricorderei all'ospite che è una nuova vita, potrebbero trovarla in Croazia e in Slovenia, ma sanno che l'Italia è molto più accogliente. Ricordo al suo ospite che Francia, Germania e Austria non li vogliono e controllano le frontiere. E il sindaco si preoccupa di uno Stato militarizzato, imbarazzante, delega la sicurezza ai cittadini che devono collaborare di fronte a questa delinquenza straniera violenta, ci vuole l'esercito. Quindi ancora la richiesta di maggior sicurezza. E non basta, diciamo, quanto si sta facendo oggi, secondo chi scrive. Chiedo al sindaco se ha un occhio di riguardo e sensibilizza i cittadini sull'emergenza ailanto e processionarie, scrive Renata. Questo è il periodo, no? Primavera. Sì, anzi, credo che delle processionarie sia già finito anche il periodo. E per l'ailanto anche un infestante per il quale io da consigliere regionale avevo proposto tutta una serie di interventi, finanziamenti che dovevano andare dal monitoraggio fino agli incentivi ai privati per estirpare e limitare la propagazione dell'ailanto. È stato finanziato un monitoraggio per quel che riguarda invece contributi per la limitazione della propagazione. In questo momento non ce ne sono, ciascun cittadino deve un po' aiutarsi con mezzi propri. La processionaria, un tempo c'erano contributi, c'era innanzitutto l'obbligo di eliminarla nelle proprie pinete, sui propri pini, dei propri pini. Poi c'erano contributi, adesso anche in quel caso c'è poco o niente. Sicuramente il pubblico deve intervenire. So che dalle nostre parti le pinete nelle zone urbane erano infestate particolarmente nel campeggio Mare Pineta Sistiana e il gestore, l'imprenditore ha investito l'anno scorso ma anche quest'anno somme importanti per eliminare questo problema. Però ecco, se noi andiamo giù in autostrada verso Tarvisio vediamo i boschi di pini disseminati di pallini bianchi. È vero. È un fenomeno anche lì legato un po' al clima che cambia, alla mancanza di nemici naturali per quel tipo di larva. Anche l'introduzione di nemici naturali può essere uno strumento. So che hanno sperimentato alcune forme di lotta naturale,
per non utilizzare soltanto veleni, ecco, perché anche questa è la sfida, non certo. avvelenare tutto, perché nel tentativo di uccidere chi ci dà fastidio poi avveleniamo noi stessi. E tutto l'ambiente. Sindaco, grazie per essere stato con noi. Chiaro che tante altre cose non abbiamo modo di svilupparle questa mattina, ma abbiamo parlato un po' dell'estate, della stagione balneare che comincia, abbiamo parlato anche della cartiera con l'importante novità dell'insediamento domani dei mondi in quel di Duino Orisina. Poi ci sono tante altre questioni anche ordinarie del comune che magari tratteremo la prossima volta. Alla prossima volta sicuramente. Grazie, buona Sindaco. giornata. Ci fermiamo poi alla pubblicità, ci vediamo tra poco. Un'indigestione di... Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, siamo in compagnia del dottor Dino Cafagna, esperto di storia e cultura triestina. Ben ritrovato. Sì, buongiorno a tutti. Dunque, come molti sanno, in questo spazio ci dedichiamo proprio all'approfondimento storico con il dottor Cafagna, quindi diciamo lo spazio delle telefonate è interrotto per quanto riguarda le segnalazioni. Domani mattina con Laura Buccarella ci sarà modo di poterle nuovamente rinoltrare, siamo comunque sempre a disposizione via mail. Di cosa parliamo oggi, dottor Cafagna? Ma voglio parlare della Barosandra, voglio parlare del Carso, delle caratteristiche storiche ovviamente collegate. Ecco. Allora, abbiamo le foto, chiedo sempre alla regia se è possibile poterle proiettare anche negli schermi che abbiamo che ci sono alle nostre spalle. Questa è la prima che possiamo vedere, la vediamo dal monitor frontale e quindi avremo poi anche modo di vederle alle spalle con la spiegazione più dettagliata in grande. Eccola qua. Comunque volevo parlare della Barosandra semplicemente perché, Barosandra, il Carso in generale, perché si pensa che questo territorio sia dal punto di vista storico poco significativo. In verità la città con il suo tsunami urbanistico ha distrutto tutto ciò che era di storico in qualche modo. Ogni tanto, qualche volta scavando, troviamo un reperto romano, per esempio, ecco, una strada, una domus, una casa romana, e tutto il resto viene cancellato. Nella Barosandra voi direte cosa c'è di interessante, di storico, perché quando noi andiamo a fare la passeggiata vediamo essenzialmente degli alberi, degli arbusti, dei sassi, delle ghiaie, eccetera, ben poca cosa di storico. E invece, appunto perché è una zona non urbanizzata, perché è una zona periferica, perché è una zona non colonizzata dall'uomo, riserva ancora delle notizie molto interessanti che la città non può dare, per esempio la preistoria, per esempio, ecco. E quindi analizzeremo un po' questo aspetto cominciando proprio dalla preistoria che il Carso e la Barosandra ci possono dare. Vediamo la prossima un attimo. Volevo soltanto sottolineare come il nostro territorio ha due grandi strutture orografiche, quello in verde è il Carso, formato da una pietra che si chiama calcare in definitiva, e in marrone vediamo viceversa l'arenaria, che è un altro tipo di pietra. Quindi abbiamo il territorio diviso in queste due strutture che hanno, dal punto di vista della pietra, due caratteristiche diverse. Per esempio, se torniamo sulla prima e ingrandiamo la parte superiore, ora, il calcare può sembrare strano, ecco, quasi incredibile, ma trova la sua genesi sul fatto che queste sono delle conchiglie. Qui oggi parleremo di milioni di anni, è un concetto che noi non siamo abituati a parlare, ecco, perché la nostra storia va grosso modo, se vogliamo, da Gesù Cristo, quindi dall'anno 0 a oggi è 2000, quindi Romani, Medioevo, e così via fino ai giorni nostri, in quelle fine 2000 anni noi ancora ci riusciamo. Qui parleremo di milioni di anni, qualcosa che la nostra testa in verità non riesce ben a delimitare, ecco. Comunque il calcare non è altro che diremo così, le conchiglie che si sono formate in milioni di anni, che si sono, cioè di molluschi che si sono formati, le cui conchiglie sono cadute sul fondo del mare. Sul fondo del mare troviamo lentamente, ovviamente, una pressione enorme dovuta all'acqua, ecco, che è sottostante, che ha compresso sempre in milioni di anni queste conchiglie, facendole diventare il calcare che noi conosciamo. Ovviamente poi ci sono stati dei spostamenti importanti come il sollevamento della terra, lo scontro tra varie strutture in qualche modo, per cui la terra si è sollevata, e in questo caso noi nel Carso calpestiamo quello che una volta era il mare, o meglio la base del mare in definitiva, ecco. La caratteristica di questo calcare è che in verità si può sciogliere. L'arenaria viceversa deriva dal latino rena, che significa sabbia. L'arenaria non è altro che, con lo stesso meccanismo di prima,
della sabbia che è stata compressa per milioni di anni da grandi quantità d'acqua che hanno appunto compresso e fatto diventare la sabbia una pietra molto solida. E poi ovviamente anche qui col sollevamento, con i moti tellurici, in qualche modo abbiamo visto come la nostra città si basa essenzialmente sull'arenaria. L'arenaria però, che tra l'altro se andate, l'arenaria è quella pietra che vediamo un po' dappertutto oggi come oggi, ecco, siccome era molto abbondante nel nostro territorio c'erano molte cave, sia a Trieste sia a Muggia ci sono ancora le cave, l'arenaria ancora che si possono visitare, è una pietra dura, solida, che resiste all'acqua, è anche impermeabile. C'è una curiosità che se voi andate vicino e un po' grattate troverete questi granelli di sabbia che confermano appunto come questa sia della sabbia compressa, e appunto per la sua resistenza, per la sua impermeabilità è stata usata nei secoli anche dai romani per costruire le pavimentazioni, cioè le strade, i muri, le case e così via. Ecco, quello che ancora si trova. Oggi magari si preferisce il mattone, si preferisce il cemento, eccetera, ma l'arenaria ancora la vediamo. Torniamo viceversa alla parte più interessante, che è il calcare. Se ingrandiamo ancora un po' di più la parte superiore, ecco, vediamo in basso come gli animali in qualche modo respirando liberano anidride carbonica, che associata all'acqua che proviene dall'alto, dalla pioggia essenzialmente, darà luogo a, se me lo sbasso un po' più su. Più su? Sì, più su. Ecco, l'acqua H2O con l'anidride carbonica forma l'acido carbonico. È un acido molto debole, se vi cade sulla mano l'acqua così acidula non vi crea nessun problema, e quindi un acido poco forte, molto debole essenzialmente, ma sufficientemente, e qui parliamo di nuovo in milioni di anni, a corrodere in qualche modo il carbonato di calcio e scioglierlo in qualche modo, provocando quello che noi vediamo sul Carso, cioè tutte le pietre sono fessurate, sono diremo così mal ridotte, e quindi quando nel Carso piove tutta l'acqua attraverso queste fessure scompare. Il Carso ha questa caratteristica di essere desertico in qualche modo, non c'è l'acqua, non possiamo, diremo così, non resta in superficie ma scompare completa, e questo fa sì che gli uomini del Carso abbiano avuto dei grandi problemi di sopravvivenza e si sono arrangiati costruendo in qualche modo o favorendo gli stagni, magari mettendoci sopra un po' di argilla in modo tale che l'acqua che della pioggia in qualche modo vi rimanga in superficie, quindi questi stagni potevano servire per abbeverare gli animali anche selvatici, per lavare le cose, poco comunque per bere, oppure delle cisterne, no? Cioè delle cavità fabbricate dall'uomo dove l'acqua piovana veniva in qualche modo concentrata. Quindi la caratteristica di questo Carso è appunto questa fissurazione, questa erosione, che poi, andiamo pure sul basso, può sfociare nella caverna in definitiva, ecco, cioè questa erosione continua può dar luogo a un buco. Tra l'altro le doline non sono altro che delle caverne che sono crollate, e noi abbiamo il Carso che non solo è pieno di doline ma ovviamente è pieno di migliaia di caverne in qualche modo, che poi, come abbiamo visto, possono formare le stalattiti, le stalagmiti eccetera, ma le caverne sono in qualche modo uno scrigno che ci permette di conoscere la storia dell'uomo in definitiva, a differenza, abbiamo detto, appunto della città. Questo perché le caverne, molte di queste sono state usate anche per dire nella prima e nella seconda guerra mondiale, e quindi sono state manomesse, ma alcune resistono. Ogni tanto tra l'altro scopriamo anche qualche caverna nuova, ecco, il processo è questo: la bocca della caverna in qualche modo viene coperta da una frana in qualche modo, e quella caverna viene sigillata, tutto quello che sta dentro viene salvato. Tutto cosa? Ecco, dobbiamo immaginare che il pavimento delle caverne è fatto di terra che si sedimenta nel tempo, e quindi noi scavando possiamo avere delle grandi notizie di superficie, per esempio del Medioevo, oppure scavando più a fondo potremo trovare degli oggetti, delle ceramiche romane, oppure ancora quello che ci interessa dell'età del bronzo, l'età del ferro, e ancora più sotto l'età della pietra. Vediamo un attimo più avanti. Questo l'abbiamo visto come funziona, ecco, l'importante è questo concetto della differenza tra calcare e arenaria. Noi parleremo del calcare, parleremo delle grotte che ci salvano, che ci possono riservare delle sorprese. Vediamo la prossima, che questa l'abbiamo già vista. Una delle più grandi caverne in qualche modo è la Grotta Gigante, è talmente grande, talmente importante, pensate, questa è stata scavata dall'acqua, si pensa in verità che qui fosse a suo tempo, parliamo sempre di milioni di anni fa, è passato il Timavo,
timavo che ha in qualche modo favorito questa formazione di cavità. Poi il Timavo è andato in profondità. Come sapete, il Timavo è un fiume misterioso in qualche modo, ecco, perché dalla zona della Slovenia si approfondisce, va in fondo al Carso e emerge soltanto a livello di San Giovanni in Tuba, ecco. Per tanti chilometri corre sotto. Pensate che la grotta di Trebiciano che è profonda a 320 metri, alla fine sul fondo, alla profondità di 320 metri, si è trovato una branca del Timavo che scorre, quindi scorre in grande profondità, quindi ha scavato con quel meccanismo, abbiamo detto prima, in milioni sempre d'anni queste cavità. Ecco questa grotta gigante che è affascinante. Vediamo la prossima. Questa è una mia fotografia che forse non si capisce, ma insomma se si entra dentro, perché è un po' scuro ovviamente, c'è un po' di luce, vedete la grandiosità di questa cavità, quindi come in qualche modo la natura faccia delle cose per noi impensabili. Parliamo comunque sempre di milioni di anni, quindi la grotta gigante è stata scavata e noi abbiamo questo magnifico aspetto. Vediamo un po' la prossima. Ovviamente alla base troviamo molte stalagmiti, ovviamente, ecco, che si formano, che possono tra l'altro assumere degli aspetti un po' strani, ecco. Vediamo la prossima. Per esempio questo è l'aspetto del coccodrillo, ecco, quindi viene definito un po' una stalagmite a coccodrillo, perché può rassomigliare, la prossima ancora, oppure di gorilla, ecco, vediamo un gorilla con le braccia conserte, sembra, la natura fa questi scherzi, ecco, che si mostra queste stalagmiti che hanno questo aspetto particolare. La prossima ancora, questa è la stalagmite più grande che ci sia della grotta gigante, che di per sé stessa è una delle cavità più grandi del mondo. Questa viene chiamata colonna Ruggero. Ruggero era uno dei speleologi che inizialmente hanno ingrandito, scoperto, ripulito e favorito in qualche modo alla gente la possibilità di visitare la grotta, e quindi il nome suo è stato messo a questa, che è una stalagmite di 12 metri grande e si è formata in 200.000 anni, quindi parliamo sempre di termini che noi non riusciamo a fare. È caratteristico il fatto che è fatto, come si dice, un po' a piatti uno sopra l'altro, nel senso che la goccia, l'altezza di 90 metri, la goccia che cade, la goccia d'acqua con un po' di calcare che cade, si spiazzica in qualche modo sopra e in qualche modo forma una sorta di piatto in qualche modo, ma molto molto lentamente. Pensate che per fare 1 millimetro di questa stalagmite ci vogliono 20 anni. Quindi quando noi andiamo in una grotta e per un ricordo rompiamo una stalactite, ricordiamoci che noi roviniamo il lavoro di milioni di anni nella natura, ecco. Comunque è interessante questa crescita molto lenta ma particolare, sono 12 metri, ci sottolinea come la natura abbia lavorato per tanto tempo in modo molto particolare e complesso. Vediamo la prossima, che non me la ricordo più. Un attimo che devo aprirla in altra maniera, perché si tratta di una foto con una risoluzione diversa. Come abbiamo detto prima, quando noi si entra in una grotta ci può dire molti aspetti storici in qualche modo. Ecco, in fondo troveremo la vita, diremo così, dell'età della pietra. Ecco. L'uomo in qualche modo, come vedremo fra poco, è nato 5 milioni di anni fa, è nato da un primate, che sarebbe una sorta di scimmia indifferenziata, che ha dato luogo a 2 grandi specie, che sono le scimmie antropomorfe, cioè che assomigliano all'uomo, come il gorilla, come l'orangotan, come il scimpanzé soprattutto, e poi l'uomo, che come caratteristica è quella che si è abituato a camminare su due gambe, su 2 zampe, diremo così, che oggi sono appunto 2 gambe, liberando le mani. Quindi l'aspetto interessante che ci differenzia da tutti gli altri animali è il fatto di camminare su 2 gambe. Siamo gli unici mammiferi che camminano su 2 gambe, tra l'altro, ma liberando la mano. Questo significa che noi abbiamo cominciato a utilizzare le mani non per camminare, ma per costruire. Per esempio, uno dei primi strumenti che conosciamo noi, proprio dell'età della pietra, che l'uomo ha compreso che poteva essere utile, è quella di scheggiare questa selce, questa pietra, di scheggiarla e trasformarla in una sorta di coltello. Ecco, potremmo definirlo anche un coltellino svizzero, perché a lui serviva per tagliare la carne, per tagliare la pelle, per fabbricare pelle per vestirsi o per delle tende, oppure legato a un legno come un'ascia in qualche modo. Ecco, quindi questo, tra l'altro, se voi per caso vi doveste imbattere, sono
tra l'altro piccolini di solito, e se li dovessimo trovare noi ignoranti probabilmente non daremo l'importanza, invece gli archeologi riescono a scoprire come questa, ma in parte si vede, non sia una pietra naturale ma è stata scolpita dall'uomo, e quindi ci sono delle notizie che ci raccontano come l'uomo abbia cominciato la sua attività. Tra l'altro non solo questo serviva come strumento per uccidere gli animali, per tagliare la carne, le pelli eccetera, ma anche per far fabbricare delle armi, cioè noi da subito abbiamo cominciato a fabbricare delle armi che non servivano solo per uccidere gli animali ma anche per uccidere per le baruffe, per le guerre che ci sono sempre state. Vediamo un po' la prossima. Dobbiamo andare in pubblicità, breve pausa, ricominceremo da qui subito dopo, tra qualche minuto. In diretta in compagnia del dottor Dino Cafagna, eravamo alle armi, alla fabbricazione delle armi ovviamente, ma ci sono anche altre notizie che ci vengono date sempre a livello della grotta, che in qualche modo è una sorta di scrigno che salva la distruzione di certe cose. Per esempio troviamo delle ossa di animali che ci possono soltanto stupire, ecco. Vediamo sopra che c'è l'orso della caverna. Ecco, l'orso della caverna era un mostro alto 3 metri, grandioso, che spaventoso, non c'è più, ecco, però doveva essere veramente spaventoso. Vediamo a destra il leone, perfino sul Carso c'erano i leoni, c'erano le iene, c'erano, guardate, il rinoceronte perfino, i vari tipi di cervi e anche l'ippopotamo, cioè sono dei animali che noi ci stupiremo in qualche modo a trovarli sul Carso, che tra l'altro è una zona che abbiamo definita, diciamo così, abbastanza siccitosa, secca, ma dobbiamo entrare nell'idea che quello che noi vediamo è quello che è oggi il Carso, ma centinaia, migliaia di anni fa, anche milioni, era molto diverso. Se pensiamo che c'era un ippopotamo vuol dire che c'era dell'acqua, c'erano dei fiumi, c'era una zona paludosa che non andremo mai a immaginarsi. Eppure queste documentazioni presenti nelle nostre grotte ci dicono queste cose. Andiamo ancora avanti, ci dicono per esempio sì, l'orso della caverna, di cui abbiamo trovato centinaia di esemplari nelle grotte, ci racconta come c'erano degli animali che sono scomparsi, essenzialmente come questo che era grandioso, appunto abbiamo detto 3 metri di altezza. Mi immagino il povero nostro antenato che entrava in una grotta un giorno di pioggia e si è trovato di fronte a questo mostro spaventoso con dei denti canini terribili. Andiamo pure avanti, una testa gigante, dei denti grandi, vediamo ancora la prossima, e questa è la ricostruzione che si fa. Ora immaginatevi trovarvi di fronte a questo mostro di 3 metri di una forza e di una anche irritabilità notevole, non c'era molto da fare, ecco. Ci racconta come c'erano degli animali che sono un po' scomparsi. Vediamo un po' la prossima. Beh sì, qua vediamo ancora, se gigantiamo, vediamo l'elefante, abbiamo trovato ossa di elefanti sul Carso, abbiamo trovato l'ippopotamo, come ho detto, dei cavalli che vivevano, i cavalli sono stati allevati soltanto da poche migliaia d'anni, essenzialmente, questi sono cavalli bradi che vivevano nel Carso. Questo ci dice una cosa particolare, che il Carso era ovviamente molto diverso. Grosso modo noi sappiamo che ci sono stati dei periodi di freddo intensi, ma anche periodi di caldi, in cui, vediamo un po' la prossima se mi ricordo, un attimo che devo prima togliere, ecco qua. Vabbè, qua ci sono altri animali che abbiamo visto, le iene, lì sempre gli orsi, i bisonti perfino, ecco, essenzialmente. Lasciamo pur qua, sì. Okay. Non mi ricordo se era qualcolo. Vediamo la prossima che se mi ricordo, sì. Vabbè, questa? Tengo questa? Ci si ricorda come praticamente, per esempio, nei periodi caldi l'Italia, se vediamo un attimo quello è il nord dell'Adriatico, vediamo come l'acqua arrivava appena ad Ancona. Da Ancona in su era tutto un territorio solcato da numerosi fiumi, ecco. Quindi questo ci fa capire come la zona sia stata allora ricca di acqua, molto diversa, cioè da quella attuale, e soprattutto appunto una zona anche paludosa, o se vogliamo anche subtropicale, cioè una zona che era abbastanza calda da far crescere quegli animali che incredibilmente erano presenti. Torniamo pure di prima. Beh, questo è uno dei tanti siti che sono stati scoperti anche recentemente, è proprio questo che è il rifugio di Visoliano. Ecco. Visoliano è un
piccolo villaggio del Carso, e vicino un contadino, arando il suo prato, il suo terreno, ha scoperto delle ceramiche che lui ha intuito essere un po' vecchiotte. Ha chiamato un amico paleontologo che ha confermato come queste ceramiche fossero molto vecchie. Quindi, diremo così, paleontologi si sono tuffati, hanno scavato e hanno trovato tutta una serie di elementi, hanno trovato appunto molti di quegli animali. Ecco, io ho scritto un articolo su questo scrivendo appunto il rinoceronte di Visoliano, per sottolineare un po' il paradosso che sul Carso avevamo i rinoceronti, avevamo degli animali come gli elefanti, eccetera, e gli ippopotami, che sarebbero assurdi pensato. Ecco, qui abbiamo trovato queste ossa che ci confermano questa situazione. Andiamo ancora avanti, vediamo se mi ricordo bene, ancora una. Ecco, ma forse l'aspetto più interessante che ci riguarda, come appunto la storia, e l'abbiamo scoperto, avevo trovato anche delle ossa umane, ma ossa umane come per esempio questi denti che sono stati così fotografati, e delle altre ossa, le ossa umane di uomini primitivi di 500.000 anni fa. Ora, il concetto di 500.000 anni fa noi non ci riusciamo a capire. Ricordo sempre prima che abbiamo detto che la storia noi la conosciamo benino gli ultimi 2000 anni. Ecco, e qui parliamo del fatto che sul Carso, quindi sul nostro territorio, abbiamo documentato la presenza di un ominide, ovviamente chissà che rozzo in qualche modo se vogliamo, ma di 500.000 anni fa, che si definisce come uno dei primi Neanderthal. Neanderthal sono comparsi un po' più tardi, ma gli studiosi lo definiscono come, per alcuni aspetti, un Neanderthal, cioè un ominide particolare con questo aspetto. Quindi è un dato molto affascinante come le grotte, come il Carso ci dicono queste cose che sarebbero un po' assurde. Ecco, un ambiente subtropicale strano con degli animali che non andremo mai a pensare di averli in casa, e soprattutto sappiamo che l'uomo era presente sul Carso già 500.000 anni fa. Vediamo un attimo. Beh, questa è una digressione che voglio fare perché è molto affascinante. Ecco, chi ha un'infarinatura di antropologia riconoscerà che questo è Lucy, ecco, che vi presento la rock star dell'archeologia, ecco, un personaggio famoso, conosciuto, e se non conoscete ve le racconto io. 1974, quindi non molti anni fa, un team americano va in Africa, va in Etiopia. Perché questa zona? Ricordiamo che l'uomo è nato in queste zone. Il parallelismo, noi non possiamo dire che deriviamo dalle scimmie, ma siamo imparentati con le scimmie. C'è un dato impressionante che vi dico, è che la scimpanzé, che in qualche modo è in assoluto l'animale più simile a noi, ecco, ha il 98,5% del DNA uguale a noi. Ecco, può sembrare impossibile, ma dico, come può essere che un animale, la scimmia in verità fa poche cose, ecco, mangia, beve, dorme e fa sesso, non fa altro. Noi sappiamo fare i calcoli matematici, facciamo dei ragionamenti, pensiamo, costruiamo automobili, case, palazzi, razzi che arrivano sulla Luna, siamo enormemente differenti, ecco, ma in verità c'è questa differenza molto minima. Ricordiamo che noi siamo nati 5 milioni di anni fa, e quindi siamo nati da un precursore, abbiamo parlato prima appunto di un primate comune, quindi all'inizio avevamo il 100% di DNA uguale. In 5 milioni di anni, che può sembrare a noi un lasso di tempo molto lungo, ma per la natura è veramente poco. In 5 milioni di anni noi siamo riusciti a cambiare soltanto l'1,5 del nostro DNA. Però che ci ha portato a queste enormi differenze, la nostra capacità di razionare e così via. Comunque, tornando a noi, Lucy, cioè questo team di archeologi americani sono andati in Etiopia, perché noi siamo appunto, ricordo appunto questo parallelismo, questa parentela, questi cugini delle scimmie. Le scimmie vivevano soprattutto a livello equatoriale, sugli alberi, con la frutta, col caldo, eccetera. Quindi anche noi stiamo derivando in qualche modo da un primate scimmiesco, siamo nati in quella zona. E in quella zona perché lo sappiamo? Innanzitutto diciamo subito che nella preistoria nessuno ci ha lasciato niente di scritto, a parte che la scrittura
è iniziata appena 5 milioni di anni fa. Non abbiamo la scrittura, ma abbiamo questi reperti che ci permettono di conoscere un po' la struttura. Più reperti scopriamo, più riusciamo a ricostruire la storia dell'uomo. Ma tornando a noi, in quella zona è una zona ad alta probabilità. Tra l'altro, proprio in quella zona sono stati trovati molti reperti di ominidi molto antichi. Ecco, quindi questo ci conferma come quella zona è la zona dove è nato l'ominide, l'uomo in definitiva. Si è in qualche modo, questi archeologi si sono fissati proprio in una zona dove loro pensavano di poter trovare delle ossa umane importanti e con grande fortuna hanno trovato questo, che è lo scheletro di una donna di 20 anni, pensate voi, di 3.200.000 anni fa. È una cosa grandiosa, quindi questa scoperta è una scoperta grandiosa che ha fatto, diciamo così, il giro del mondo, ecco, per questo ho detto che è la rockstar che è conosciuta e famosa, ecco, in tutto il mondo, che ci ha permesso di conoscere come eravamo noi, gli ominidi 3.200.000 anni fa. Ecco, se paragoniamo ai nostri 2.000 della storia, come ho detto, è proprio poco. E quindi l'importanza è un tassello importante della conoscenza dell'ominide. Quali caratteristiche? Vediamole assieme. Intanto, per essere un ominide deve camminare su due gambe, ovviamente, e vediamo qui come il piede si è già formato, la gamba si è formato. C'è una curiosità, le braccia sono molto lunghe, quindi è un po' scimmiesco, se vogliamo. Secondo gli storici ancora sapeva arrampicarsi sugli alberi e così via. E quindi ha questo aspetto così molto, molto curioso. Vediamo la prossima. Volete vedere com'era la faccia della nostra Lucy? Ah sì, tra l'altro ricordo che quando l'hanno scoperta gli archeologi erano talmente euforici di aver fatto questa scoperta che avrebbe portato onore, fama e anche soldi, se vogliamo, agli scopritori, ecco, che per tutta la notte cantarono, bevevano e si ubriacarono. Ecco. Era di moda allora una canzone dei Beatles che si chiamava Lucy in the Sky with Diamond, una canzone così, e quindi loro hanno dato il nome di Lucy a questa, ecco, forse perché mi viene in mente la pop star, ecco, è dato il nome di Lucy da questa canzone americana. Ecco, la volete vedere Lucy? Questa è la ricostruzione di Lucy, che vi impressionerà perché in verità sembra un po' scimmiesca in qualche modo, con quel naso camuso, eccetera, fa pensare a una scimmia. Un'altra cosa che, a parte i peli ovviamente, che probabilmente saranno molto più sviluppati di quelli che abbiamo noi, ecco, perché è sempre un aspetto scimmiesco, e la pelle scura. Ecco, vi ricorderei come l'uomo è nato scuro di pelle ed è vissuto per milioni di anni scuro, soltanto negli ultimi 10.000 anni ha cambiato colore. Ovviamente dal centro dell'Africa gli ominidi di allora si sono espansi dappertutto, sono andati ovviamente anche in altre parti dell'Africa del nord e sud, e poi tramite l'Egitto, tramite l'istmo di quella zona, hanno colonizzato sia l'Africa sia l'Europa. Quindi noi deriviamo dagli ominidi scuri di pelle. E cosa è successo poi che abbiamo cambiato pelle? Beh, innanzitutto va ricordato come l'Europa, ovviamente, soprattutto in Nord Europa, abbia un poco sole, ecco, ci sia un sole più ridotto che all'equatore, e quindi i raggi ultravioletti del sole non riuscivano a raggiungere la pelle per formare una vitamina che è molto importante, la vitamina D, che tra le tante funzioni è anche quella di rendere l'osso più forte in qualche modo, ecco. E quindi in definitiva c'è stato un viraggio, c'è stata una evoluzione, una selezione naturale. Per chi aveva la pelle bianca era sfavorito a sopravvivere in quegli ambienti, chi aveva la pelle nera, essendo sfavorito, si è estinto. Però ricordiamo, alla faccia dei razzisti, che fino a qualche decennio di migliaia di anni fa, eravamo tutti neri di pelle, ecco, siamo diventati bianchi, e i bianchi viceversa sono convinti di essere speciali. E quindi dobbiamo finire di nuovo andare in pubblicità, certo. Quindi la interrompo solo un secondo, ricominceremo, certo, come ho detto prima, da questa foto. A tra poco. Introduzione? Non si sa.
Riprendiamo in compagnia del dottor Cafagna quella che è la storia dell'uomo, che poi arriverà anche in Varrosandra, no? Immagino. La Varrosandra, il significato del Carso per raccontarci delle storie che la città non può più raccontarsi, cioè la preistoria, come vedremo l'età del bronzo, del ferro, sì, i castellieri, eccetera. Vabbè, comunque torniamo su questa grande scoperta di Lucy. Ricorderei 3.200.000 anni fa viveva, era alta 1,20 m, era una femmina essenzialmente, abbiamo visto il colore, e un'altra cosa che è interessante è questa, è la capacità cerebrale. Ecco, una delle cose più importanti è la sua capacità cranica, che era di 400 cc, cc significa centimetri quadrati, significa, se vogliamo grossolanamente, anche grammi, ecco, 400 grammi. Qual è il cervello del scimpanzé odierno? È di 400 grammi, e cioè noi a quell'età, gli ominidi di 3 milioni di anni fa, avevano un cervello sovrapponibile come grandezza e quindi in parte anche come funzione a quello di un scimpanzé odierno. Ovviamente noi però siamo partiti alla grande, perché avendo liberato le mani ci siamo subito ingegnati a utilizzarle. Una delle prime cose è prendere un sasso e lanciarlo contro il predatore che ci vuole uccidere, e da lì la formazione di alcune, appunto, come abbiamo visto prima, di alcune armi che ci permettevano sia di fare della caccia, sia di difenderci dagli animali feroci e anche dagli uomini. Quindi è interessantissimo questo aspetto, che il nostro cervello, cioè noi non siamo nati intelligenti, ma lo siamo diventati. Vediamo un po' la prossima, che vuole riassumere grosso modo in quelle sorta di contenitori la quantità di cervello di color giallo, in questo caso un liquido giallo, che ci mostra come a destra abbiamo i primi ominidi che si chiamano Australopitechi, di cui fa parte proprio Lucy. Quel cervello era di 400 cc, poi è andato man mano che l'ominide si è sviluppato, abbiamo quindi l'Homo habilis, l'Homo erectus, fino al Neanderthal e all'Homo sapiens che siamo noi. Dobbiamo immaginare che questi ominidi sono tutti scomparsi, quindi dobbiamo immaginare come un albero che ha tanti rami secchi, un ramo solo si è sviluppato enormemente, che si chiama Homo sapiens, gli altri sono tutti scomparsi, anche il Neanderthal che fino a 30.000 anni fa viveva qui. Sembra avere più sale in zucca, no? Sì, bravo, perché difatti sembra più che sale in zucca, che avesse comunque una massa, ma noi avevamo la capacità di ragionare di più. Okay. Si suppone che il Neanderthal, che in verità aveva una struttura ossea molto grossa e muscolosa, lui abbia puntato, il Neanderthal, sulla parte della forza, mentre l'Homo sapiens ha puntato più sull'intelligenza, sulla tecnica, sulle armi in qualche modo, ed è riuscito a sopprimere il Neanderthal. Quindi noi siamo gli unici che in verità ci siamo sviluppati anche troppo, perché l'abbiamo preso troppo diremo così, alla grande il concetto di andate e moltiplicatevi, perché siamo arrivati a 8 miliardi di persone che stiamo inquinando e distruggendo, e non so dove arriveremo, il mondo. Ecco, però a prescindere da questo siamo gli unici che sono sopravvissuti, e come l'intelligenza non sia nata con l'uomo, ma si sia man mano sviluppata. Ecco, quindi la nostra Lucy ci ha detto delle cose che sono veramente molto importanti. E c'è anche un'altra cosa da dire. Ecco che qui parliamo diremo così, del concetto dell'uomo. Ecco, Darwin nel 1860 fa una teoria che sbalordisce tutti. Noi abbiamo sempre pensato che, per esempio, nei confronti della scimmia, della scimpanzé, che rappresenta l'animale più vicino all'uomo, non soltanto nel DNA, ma anche in una sorta di intelligenza, di fattura, eccetera, che ci sia però un grandissimo divario, perché noi, ripeto, facciamo i conti matematici, pensiamo, ragioniamo, costruiamo. Questo scimpanzé non lo fa, e quindi abbiamo sempre pensato che il concetto della Bibbia, che noi siamo stati foggiati a immagine e somiglianza di Dio, peccando un pochino, perché dire che siamo abbastanza simili a Dio, pecchiamo un pochino, ecco, perché lui è onnisciente, noi abbiamo un'intelligenza molto piccolina, però ci andava il fatto che eravamo decisamente più evoluti. Ecco. Darwin ci fa una teoria che scombussola, anzi all'inizio è stato preso anche in giro per questa situazione, e cioè che l'uomo viene dall'ambiente animale. Ecco. Ricordo come Darwin non aveva il DNA che oggi noi abbiamo, non aveva le leggi mendeliane sull'eredità che sono volute
subito dopo, soltanto con l'osservazione e con la sua intelligenza, lui fa questa caratteristica, questa conclusione. L'uomo non è un essere superiore, è un animale molto evoluto. Abbiamo visto come l'intelligenza, l'uomo non nasce intelligente, ma lo diventa grazie alla capacità di costruire oggetti, strumenti vari che gli permettono poi di sviluppare maggiormente. Vediamo un po' la prossima. Beh, sempre nel Carso possiamo dire che abbiamo delle notizie ancora più vecchie, qui parliamo veramente di milioni d'anni, ecco. Anche sul Carso triestino abbiamo trovato i dinosauri, come sapete, al villaggio del pescatore, grosso modo anche qua 70-80 milioni di anni fa, vivevano dei dinosauri. Al villaggio del pescatore, nella zona vicino alle Carpi, vicino a quella che oggi si chiama la Baia degli Scocchi, per caso una giovane ricercatrice ha visto questa struttura ossea nera che risaltava sul bianco della pietra carsica e ha immaginato, e poi questo è stato trovato tutto quanto questo dinosauro di 4 metri, ecco, un dinosauro che non si sarebbe mai pensato di trovarsi. Tra l'altro dicono che ci siano ancora altri 7 in tutto, anzi ci siano 7 dinosauri che alcuni sono stati già portati fuori, questo si chiama Antonio, gli altri verranno pian piano tolti fuori, e che è molto affascinante. Da sottolineare una cosa simpatica, se vogliamo, che l'uomo non ha mai conosciuto i dinosauri, nonostante il racconto dei Flintstone che ci racconta come ci sia questo simpatico connubio tra dinosauri e uomo. In verità i dinosauri sono scomparsi 70 milioni di anni fa. Si pensa a una grande eruzione in un vulcano che ha nascosto con le sue ceneri il sole per 2 anni, provocando la morte di tanti animali, dei dinosauri in particolare, per mancanza anche della crescita della vegetazione, quindi sono morti anche di fame, e quindi c'è stata questa grande evoluzione. Ma l'uomo è sorto, come abbiamo detto prima, 5 milioni di anni fa, quindi l'uomo non ha mai visto i dinosauri che sono morti 70 milioni di anni fa, e quindi questo connubio è soltanto fantasia cinematografica, se vogliamo, simpatica, ma non è proprio così. Vediamo un po' la prossima. Beh, qui andiamo un po'. Sì, ricorderei come l'uomo per milioni di anni sia stato un po' errante, nel senso che l'uomo primitivo non era fisso, non aveva una capanna, non doveva correre dietro agli animali per in qualche modo sviluppare, per poter, ripeto, fare della caccia. Ecco, gli animali si spostavano e anche lui si spostava, quindi lui è vissuto in modo così errante, e le grotte per lui erano soltanto un momento, una pausa, un punto dove in qualche modo difendersi dal freddo e dalla pioggia, ma per continuare poi avanti. Quindi la grotta, sempre citando i Flintstone, non è mai stata una casa definitiva dell'uomo, ma soltanto un punto di passaggio. L'uomo però nel tempo, alcune decine di migliaia di anni fa, ha scoperto che invece di correre dietro, di fare della caccia e quindi in qualche modo rischiare la vita, ecco, perché si rischia sempre quando si caccia. Anche un bufalo, per dire, per quanto non sia un animale feroce, ma si difenderà con le corna, con il suo peso, i 200 kg, se vi schiaccia, ecco. Quindi la caccia è sempre stata pericolosa e anche a poco di utilità, in qualche modo, nel senso che quando voi uccidete una bestia, un bisonte, potete mangiare 3, 4, 5 kg, il resto non potete mangiarlo, potete portare una coscia al villaggio se vogliamo, ma il resto dovete buttarlo via perché il giorno dopo è già immangiabile, quindi non c'è un aspetto economico vantaggioso. E quindi alla lunga, ecco, una decina di migliaia di anni fa, hanno scoperto l'agricoltura, cioè quella di non raccogliere in giro ma di coltivare per esempio il grano, e l'allevamento, quella cioè non di cacciare ma di allevare gli animali con pazienza se vogliamo, ma in modo molto meno rischioso e meno problematico, ecco. E quindi l'uomo ha cominciato a diventare sedentario in qualche modo, perché doveva appunto allevare, perché doveva coltivare le sue piantagioni, e quindi ha cominciato a fabbricare dei villaggi veri e propri, non più la caverna come avevo detto prima, ma dei villaggi. E quindi entriamo non più nell'età della pietra, ma nell'età dei metalli, precisamente nell'età del bronzo, nell'età del ferro essenzialmente, che sono grosso modo, quella del bronzo sono 1200 anni fa, quella del ferro 1000 anni fa, ecco. E anche sul Carso abbiamo
questi che vengono definiti castellieri. In verità a me questo termine non piace, perché castelliere uno si immagina un castello, invece la definizione che preferirei è quella di un villaggio protostorico fortificato. Cosa facevano essenzialmente? Grosso modo su un colle, sul colle, perché il colle? Perché il colle ti permette innanzitutto di difenderti facilmente da un assalto nemico, ma soprattutto di avere una panoramica a 360 gradi di quello che succede. Per esempio, se si avvicina il nemico tu lo vedi subito e ti prendi subito un po', ti metti sull'allerta, ecco. Prendono delle pietre del Carso ovviamente, e costruiscono una sorta di cerchio, una sorta di muro alto al massimo 2 metri, perché sono delle pietre che non sono saldate in qualche modo con del cemento, non esisteva, ma sono pietre a secco cosiddette, come i muri che vediamo spesso volentieri andando per Carso. Ecco. Questi muri potevano essere altri 2 metri, ma per difenderci dai nemici 2 metri non sono sufficienti. 2 metri non sono sufficienti, ma c'era bisogno in qualche modo di innalzare delle palizzate in legno, che come vediamo qui permetteva di costruire un villaggio fortificato importante. C'era una porta, magari controllata da una sorta di torre in qualche modo, questo villaggio all'interno, questi castellieri che sono presenti sul nostro territorio a centinaia, vedremo fra poco come, oltre ad essere costruiti, abbiamo detto, sul Cucuzzo, erano grosso modo circolari, potevano essere però piccoli, molto piccoli e molto grandi, anche di un chilometro e mezzo, che erano fatti a più cerchi. Nel centro principale c'era il villaggio, nei cerchi poi periferici c'erano appunto, come abbiamo detto prima, gli animali, la coltivazione di animali, che era importante difendersi non solo dai nemici ma anche dalle bestie. Un orso delle caverne, se aveva un muro di 2 metri, non l'avrebbe scavalcato, e queste bestie quindi avrebbero potuto essere seguite e salvate dagli animali feroci che, come abbiamo visto prima, comunque sul Carso c'erano. Vediamo la prossima. Sì, possiamo ingrandirlo? Nel 1900 Marchesetti, un grande studioso, un grande archeologo triestino, scoprì, o meglio catalogò questi castellieri, che erano numerosissimi. Tra Trieste e la provincia e l'Istria ne trovò qualcosa come 500. Possiamo dire grosso modo che su qualsiasi colle venivano costruiti questi castellieri, ecco, che erano facili da farsi. Quindi abbiamo sul Carso anche, ma anche nell'Istria, c'erano questi castellieri. Tra l'altro questi castellieri erano costruiti prevalentemente da un popolo che si chiama gli Istri, che era un popolo che in qualche modo un po' grezzo se confrontati con i romani, che poi tra poco, come vedremo, li conquisteranno, ecco. Ma erano numerosi, erano abbastanza evoluti, erano dei guerrieri feroci, tanto da dare del filo da torcere, come vedremo fra poco, ai romani, e avevano colonizzato non solo l'Istria ma la Dalmazia. Ricorderei come l'Istria si chiama Istria appunto perché era colonizzata dagli Istri, questa è l'etimologia della parola Istria, e quindi come vediamo sono molto numerosi e probabilmente facevano parte appunto di questo popolo in qualche modo. Ogni cucuzzolo, ogni colle in qualche modo era una famiglia a sé stante. Vediamo un po' la prossima. Vabbè, questa è sempre quella, sì, un'altra sempre diapositiva che dimostra il numero, ecco, questa è un'altra foto in qualche modo un disegno di come poteva essere. Ricordo appunto che potevano essere piccoli come molto grandi, se non sbaglio, vediamo la prossima. Per esempio questo, ecco, i castellieri in verità voi non li vedete molto bene, perché quando andate sul Carso trovate pietre dappertutto, quindi non riuscite a distinguerli, però quando vi trovate di fronte, qui siamo sul castelliere di Slivia, a questa struttura estremamente complessa, cioè questi sassi numerosi, dovevate immaginare che questa era una struttura a muro, in qualche modo alta 2 metri, e poi è crollata. È crollata perché sono passati tanti anni, è crollata perché l'intemperie è ridotto, ma soprattutto il nemico più grande dei castellieri è stato l'uomo, perché i contadini della zona, per fabbricare le proprie case, per fabbricare le proprie stalle, utilizzavano queste pietre che erano già presenti, già comode, già facili da fare, e quindi hanno distrutto questi castellieri, che però, ripeto, sono ancora visibili e che ci raccontano come l'uomo abbia vissuto 1000-1200 anni fa, nell'età del bronzo e della pietra,
nell'età del bronzo e del ferro in questa situazione. Vediamo la prossima. Questi castellieri, come abbiamo detto, sono poco visibili dal basso, cioè voi vi trovate là, troviate un ammasso di sassi, ed ecco qui viceversa come dall'alto si vede molto bene. Qui siamo sempre i castellieri di Olivia, ne sono due di verità, abbiamo due cerchi che dall'alto vi mostrano come erano fatti questi villaggi fortificati, no? A forma concentrica se vogliamo. Ecco, dall'alto si vede molto bene questo castelliere. Vediamo ancora la prossima. Possiamo ingigantire un po'. Questi castellieri sono stati talmente ben fatti che hanno superato le varie fasi, l'età del bronzo, l'età del rame, l'età del ferro, e sono arrivati alcuni fino all'epoca romana. Cioè i romani hanno ovviamente la stragrande maggioranza di questi sono stati distrutti dai romani, che tra l'altro hanno fatto la guerra agli Istri, ecco. E poi perché i romani hanno portato una civiltà e soprattutto una struttura architettonica del tutto nuova, che sicuramente non si basava su questi, ma alcuni castellieri per la loro importanza sono rimasti anche sotto il periodo romano, che sono stati utilizzati. Vediamo un po' la prossima. Per esempio uno di questi è il castelliere di Catinara, ecco, quando questo è l'incrocio, se voi avete in mente, dove verso giù si va verso San Dolligo della Valle, verso la Valosandra, verso l'altro si arriva a Basolizza e a destra abbiamo Catinara. Ecco, questo è sempre stato anche nel Medioevo un punto importantissimo dal punto di vista innanzitutto diremo così economico in qualche modo, perché qui passavano tutte le carovane che dall'alto, da Basovizza, dall'alto dal Carso arrivavano a San Dolligo e poi più avanti all'Istria oppure a Trieste. Qui c'era questa biforcazione che si poteva fare, ma lo è stato anche dal punto di vista militare, perché qui ovviamente ci passavano tutte le milizie in qualche modo. Vediamo la prossima, se mi ricordo, la freccia ovviamente indica dove c'è stato il castelliere che però purtroppo nel tempo anche questo è stato distrutto, c'è stato costruito vicino una polveriera che ha, e poi anche Italcementi che ha un po' distrutto questo castelliere, però ripeto, quello che è interessante è sapere che a Catinara, ma in altre zone, a Montebello, c'erano queste strutture che avevano funzione anche militare. L'importanza del castelliere di Catinara sta anche in questo sigillo trecentesco. Nella scritta in latino c'è scritto, siamo nel 1355, questo sigillo che tra l'altro diremo così, rappresenta le torri della città di Trieste, e vuol dare la triestinità, la vediamo anche nell'alabarda triestina in qualche modo, che vuole sottolineare queste tre torri. Le tre torri le troviamo molto spesso incise in molte città, ecco. Quindi comunque questo sta a indicare che la Trieste di allora era circondata da torri, ma quello che ci interessa a noi in questo momento è la scritta che in poche parole in latino dice il territorio di Trieste, non la città, il territorio, la periferia di Trieste, quella che in qualche modo dava, dove si coltivavano appunto le varie coltivazioni che permettevano di dar da mangiare, di nutrire i triestini, era molto importante ed era molto chiaro, così scrive su questa legislazione, va da Sistiana. Ricorderei come Sistiana non era quello che noi conosciamo un villaggio. Sistiana si intende come zona di Sistiana, come baia di Sistiana, che aveva già allora questa definizione nel 300, ma non, ripeto, il villaggio che non esisteva. A Va da Sistiana seguiva diremo così, la strada Carraia o come potremmo dire così il Carso in qualche modo, e arrivava fino al Castelliere. Castelliere quale? Il Castelliere di Catinara. Dopodiché andava giù verso il mare, verso il Zaule, e quindi questo sigillo vuole ricordare come Trieste aveva allora dei limiti che dovevano essere rispettati molto ben chiari, e quindi in qualche modo Catinara rientra anche in quel periodo a sottolineare la sua importanza economica e anche militare. Vediamo la prossima. Vabbè, questo è un discorso che se riusciremo affronteremo la prossima volta, e ci racconta un po' la parte della storia, diremo così, romana, ecco, in qualche modo, di Trieste. Ci sono comunque delle novità interessanti scoperte una ventina di anni fa, cioè che la Tergeste che noi conosciamo, la Trieste romana, non è la prima Trieste è qui, nella zona della Varosanda. A San Rocco
noi oggi abbiamo dei metodi particolari di studiare. Se noi andiamo per esempio appunto sul Colle di San Rocco, che è all'inizio della Varosandra, non vedremo niente se non dell'erba, qualche sasso eccetera, ma se noi utilizziamo un drone per esempio che abbia una tecnica nuova che in soldoni definiremo come un radar, ecco, che ci permette di vedere oltre le piante e potremo vedere sottoterra. Ecco, se noi vediamo un rettangolo sottoterra che ovviamente essendoci sopra non si vede, ma questo rettangolo significa che c'è qualcosa che non è naturale, è stato fabbricato dall'uomo e quindi si è scavato e si è trovato il villaggio fortificato vediamo la prossima se vediamo. Sì, si è scavato, si è trovato questa cinta muraria che rappresentava appunto un villaggio romano. Ci ricorda Plinio il Vecchio che i romani passarono da queste parti nel 171 a.C., proprio per sconfiggere gli Istri. Gli Istri, abbiamo detto, era un popolo molto forte, molto importante, molto guerriero, che però aveva un difetto, quello di assalire le barche romane e quindi di uccidere le persone, depredarle, portare via tutte le donne, e questo creava grossi problemi al Senato romano, che voleva in qualche modo distruggere questi pirati, e quindi si convincono che bisogna conquistare questa terra che sono gli Istri. E quindi vediamo qua le palizzate che abbiamo visto prima di legno, che in parte ovviamente sono scomparse, ma le rocce, la struttura è rimasta, e questa l'abbiamo trovata, l'abbiamo visto prima, come è interessante. Lo svilupperemo meglio la prossima volta, ma solo volevo dire che quello che è interessante di queste nuove scoperte è che Trieste non è la prima città. Trieste è stata grosso modo, noi abbiamo la sicurezza che è diventata una città romana appena nel 52 a.C., qui parliamo del 170, in cui Plinio ci dice che i romani volevano punire gli Istri, volevano distruggere gli Istri, volevano conquistare, in verità volevano anche espandere il loro impero, cosa che fecero, passando da queste parti, e costruirono questo villaggio che ha permesso poi pian piano di far fuori tutti gli Istri in qualche modo, e quindi di far sì che questo territorio diventi romano. E soltanto in un secondo momento, quando questa guerra non c'era più bisogno, questo villaggio è stato smantellato e viceversa si sono riversati in una zona, quella della Tergeste attuale, della Trieste, che era vicino al mare, che era sul Colle di San Giusto, che da un punto di vista sia economico e sia anche militare era molto più interessante. Proseguiremo la prossima volta, grazie dottor Cafagna. Fra 2 settimane. Fra 2 settimane, chiaramente. Una buona giornata a lei e arrivederci. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti per averci seguiti, ci si vede domani con Sveglia Trieste a partire dalle 7 in compagnia di Laura Buccarella. Arrivederci. Cosa faccio domani?